693. 693. 96, scusatemi. 696. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, né per potenza e né per forza, ma per il tuo Santo Spirito, né per potenza e né per forza. Ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno, ed anche i monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è Dio grande come te. Alleluia, saluto la Chiesa con la pace del Signore, amen. Vogliamo continuare ad avere un momento di preghiera insieme per adorare il nostro Dio, amen. Vogliamo pregare insieme. Alleluia Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo per questa grande opportunità che tu ci stai dando di stare uniti, Signore, davanti alla tua presenza. Noi ti chiediamo, Signore, che tu possa operare grandi cose questa sera, Signore, nella nostra vita. Padre, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo tocco, del tuo intervento, affinché la nostra vita possa crescere sempre di più davanti a te, Signore, e noi possiamo fare la differenza in questo mondo, Signore. Vogliamo risplendere come figli di luce, Signore, come tali, Signore. Vogliamo seminare la tua parola, Signore. Vogliamo predicare la tua parola con autorità, con franchezza, Signore, senza timore, Signore, sapendo che i tempi si stanno abbreviando, Signore, e il nostro compito, Padre, è quello di svuotare l'inferno e di riempire il cielo, Signore, nel nome potente di Gesù, che tu possa risvegliare il tuo popolo in questo tempo, Signore, affinché veramente ministri di fuoco, Signore, tu possa suscitare in questo tempo, Padre, nel nome di Gesù, che i cieli si possono aprire questa sera su di noi e un olio fresco, Padre, possa scendere sulle nostre vite, Signore. Abbiamo bisogno di più della tua unzione per vedere di più della tua gloria, Padre. Io ti prego nel nome di Gesù Cristo che questa sera, Padre, ognuno di noi possa ricevere una doppia porzione, Signore, una doppia unzione, Padre. Io ti prego, Signore, che veramente le nostre vite si possono stringere nel vincolo dell'amore, nel vincolo della santità, Signore. Io ti prego, Padre, che il tuo popolo possa vivere un nuovo tempo che è davanti a noi, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen, alleluia. Voglio invitare la sorella Anna Paola per pregare per la missione. Amen. Sorella Anna Paola.
Alleluia. È in cucina lei, bene. La sorella Giuliana, missionaria Giuliani, vieni. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Meravigliosa è la tua presenza, Signore. Amen. Vogliamo adorare il Signore insieme ancora? Il gruppo Lode che ci guideranno nell'adorazione. Amen. Gruppo Lode. Alleluia. C'è gioia, fratelli, alla presenza del Signore. Amen. Amen. Alleluia. Perché la gioia del Signore è la nostra forza. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Amen. Alleluia adesso. Gloria a Gesù. Innalziamo il nome del Signore Gesù. Amen. Abbiamo pregato, abbiamo cominciato il nostro culto. Se c'è ancora qualcosa che ti turba, qualcosa che ti leva l'attenzione, lascia da parte ora. Innalza il nome del Signore Gesù, perché è per questo che siamo venuti, no? Amen. Possiamo tutti insieme fare un'unica voce innalzando il nome del Signore. Alleluia. Alleluia Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome ti diamo. Alleluia.
dire gloria al tuo nome, Signore, santo tu sei. Tu puoi fare una preghiera innalzando il nome del Signore, non piangendo, alleluia, ma innalzando a colui che è santo, colui che è potente, colui che è qui in mezzo a noi. Alleluia, la tua chiesa ti adora, Signore, la tua chiesa ti adora, Signore. Alleluia, la tua chiesa innalza il tuo santo nome perché sei santo. Alleluia, perché tu sei santo e non c'è nessun altro all'infuori di te. Santo, santo, santo è il tuo nome, Signore. Tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è possiamo glorificare, possiamo applaudire Gesù? Grande Dio, alleluia. Alleluia, Signore, meravigliosa è la tua presenza, Gesù. Alleluia, ti glorifichiamo con tutto il nostro cuore, Signore. Con tutto il nostro cuore, Signore, perché tu sei santo, Signore. Tu sei degno, Gesù. Tu sei maestoso, Signore. Alleluia, Signore. E il tuo popolo ti adora, il tuo popolo ti loda, Signore. Oh Padre, c'è gioia, sazietà alla tua presenza, Signore. Grazie, Signore, perché stiamo godendo della tua gioia, Padre. La gioia che viene dallo Spirito, Signore. È quella gioia che ci dà la forza di superare ogni montagna, ogni difficoltà, Signore. Oh Padre, grazie. Grazie perché alla tua presenza noi godiamo questa gioia spirituale, Padre, che ci dà la forza di vivere in ogni tempo, in ogni stagione, Signore. Oh Signore, il nostro cuore giubila, giubila davanti alla tua presenza, perché tu sei qui questa sera per farci del bene, Signore, e noi siamo qui con un cuore predisposto per ricevere da te. Padre, vieni, vieni, Signore, con potenza, investi nostre vite nel nome potente di Gesù, Signore. Abbiamo bisogno, Signore, abbiamo bisogno di te, Padre. Alleluia, Signore. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Alleluia, meravigliosa è la tua presenza. Amen. Alleluia. Alleluia. Vogliamo ascoltare la prima parola questa sera. Voglio invitare il pastore Daniele, lui è il presidente nazionale della MIE e il pastore della chiesa di Rimini. Amen. Vogliamo applaudire il Signore per questo servo. Amen. Diamo gloria a Dio per questo servo. È il primo. È il primo, giusto? Bene. Amen, pastore Daniele. Gloria a Dio, accomodatevi. Io speravo che potete accomodarvi. Come mi aveva detto il pastore Victor, che sarei intervenuto nella seconda sessione, anche perché così avevo tempo di recuperare un po' la mia voce. Gloria a Dio.
vi dovrò sussurrare la parola del Signore, perché sono stato da 2 giorni qui in zona, anche ieri sono stato a una conferenza a Viareggio e la mia voce è stata usata in questi giorni. Anche ieri mattina ho incontrato un pastore qui vicino e non ho più l'età per continuare a urlare tutti i giorni. Allora, io sono del sud, sono della provincia di Catania e forse non tutti sapete che in Italia più a sud si va e più i predicatori gridano, perché c'è la convinzione che se un predicatore grida è più unto dal Signore. Quindi immagino quelli del Brasile avranno una voce possente perché sono molto unti dal Signore. Però io ho imparato che a volte il Signore parla in un terremoto, a volte parla in un forte vento, ma a volte parla in un suono dolce e sommesso. Quando Dio parla, parla al cuore. Alleluia, amen. E le parole sussurrate dal Signore sono quello che penetrano la parola, che penetra il cuore, ed è quella che è efficace perché ha un cambiamento nel nostro cuore. Io il primo libro che ho usato per imparare a leggere, lo diceva una sorella l'altro giorno, il mio abbecedario è stata la Bibbia. Ancora non c'erano le scuole dell'asilo materno. I miei genitori mi hanno insegnato a leggere sulla Bibbia, le prime parole in italiano. Conosco la Bibbia e la voglio conoscere di più. Però so una cosa per certo, che se uno non apre il cuore alla dolce parola di Dio, quella parola può anche non toccarti. Può essere predicata, può essere udita, ma non ha nessuna efficacia. Talché adesso a 61 anni, predico da quando avevo 15 anni, ho detto sono stanco di emozionarmi sempre, perché è bello emozionarsi davanti alla parola di Dio. Amen. Adesso leggeremo un passo dove c'è stata una forte emozione e noi siamo coinvolti dalla parola di Dio, anche emotivamente. Però quell'emozione deve lasciare spazio a un cambiamento. Quante volte abbiamo ascoltato, abbiamo anche pianto, siamo stati compunti nel cuore, ma nulla è cambiato nella nostra vita. La parola di Dio ha il potere di trasformare i cuori. Alleluia. Ha il potere di cambiare, non soltanto di emozionarci, e questo noi vogliamo stasera. Io credo di aver capito male, ma il pastor Victor, caro amico, che noi amiamo tanto, mi ha detto devi fare il secondo intervento, dove si parla della gioia della salvezza. Comunque ho capito che è la gioia il tema, amen? Ed è difficile in una conferenza dove c'è un tema esordire col verso del tema, perché di solito è quello più evidente e forse è quello che è più difficile da esporre. Ma ci alziamo all'impiedi tutti quanti insieme e leggiamo in Neemia capitolo 8 dal versetto 9. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo, infatti, piangeva ascoltando
le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevanti dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo è giorno santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzione ai poveri, a fare grande festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Beati noi se capiamo le parole che il Signore stasera ci vuole dire. Amen. Un solo verso ancora, capitolo 12, credo, versetto 43. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Che qualcuno da lontano possa sentire la nostra gioia. Accomodatevi, gloria al Signore. È un passo che ci aiuta a capire il contesto, perché la gioia del Signore è la nostra forza. E io vi voglio parlare brevemente della gioia del Signore. Però è buono che noi comprendiamo il momento che il popolo stava vivendo. Tornavano dopo 70 anni di esilio. Neemia aveva compreso e aveva capito che era il tempo di Dio, lo aveva compreso pure Daniele, insieme a lui Esdra, poi vedremo più là Zorobabele. Un manipolo di persone, non tante, ritornarono per ricostruire le mura di Gerusalemme. E dice la parola del Signore che dai tempi di Giosuè questi non avevano più ascoltato la parola di Dio. La prima cosa a cui voglio porre la vostra attenzione è che la gioia del Signore può venire da una sola fonte, che è la parola del Signore. Amen. Non ci sono tecniche umane, non ci sono manipolazioni umane. Ci possono essere spettacoli divertenti, ci possono intrattenimenti divertenti, ma la gioia del Signore, non la nostra gioia, la gioia che viene dall'alto viene solo dalla parola di Dio. E quando questi cominciarono a leggere la parola del Signore, e mi fa piacere perché io uso sempre questo testo quando parlo dell'omiletica, la materia che alla scuola biblica trattiamo non per insegnare, ma per capire deve essere il fondamento della predicazione. E dico che il primo fondamento è che quando noi parliamo dobbiamo cercare di avere una comunicazione chiara. Io mi ricordo fin da quando ero bambino, e chissà quanti l'hanno fatto pure nei miei confronti, quando si è detto: che bel culto, com'è stata bella l'adorazione, ma il pastore di cosa ha parlato? E lì c'è un'espressione: non ho capito bene. A volte quando noi fraintendiamo, complichiamo la semplice, genuina parola del Signore, non facciamo altro che precludere a chi ascolta la gioia del Signore. Che Dio abbia grazia stasera, che non solo le mie parole, ma le parole di tutte siano chiare e che ognuno capisca chiaramente. Perché qui dice la Scrittura che spiegarono bene la parola di Dio che leggevano, e tutti capirono bene e subito
il primo sintomo di quella parola fu una tristezza. La stessa tristezza che quando, unto dallo Spirito Santo, ripieno di Spirito Santo, Pietro si alzò e proclamò la parola della grazia, l'opera di Cristo sulla croce, e disse: sono stati i vostri peccati che hanno inchiodato Gesù Cristo sulla croce. Allora dice la Scrittura che tutti compunti nel cuore. Questo verbo nella lingua originale significa ricevere un ago che ti penetra le carni fino ad arrivare al cuore. Io ho avuto un simile infarto e so che questo dolore tremendo che ti arriva al petto ti fa morire. È un ago, un dolore acuto, non è un dolore sordo, blando, diffuso, ma è un dolore come se un ago ti penetrasse. E dice la Scrittura che quando Pietro parlò furono toccati, compunti, feriti nel cuore e dissero: fratelli, che dobbiamo fare? Erano spaventati, erano rattristati, erano addolorati. Gloria al nome del Signore. E noi sappiamo la risposta ispirata dal Signore all'Apostolo Pietro: ravvedetevi e ciascun di voi creda nell'Evangelo e sarete battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e riceverete anche il dono dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Io mi ricordo, fratelli, avevo 12 anni, nato in una famiglia di credenti, come vi ho detto, ma non ero neanche in chiesa, però stavo meditando su una predicazione che avevo ascoltato, e anche se avevo 12 anni mi chiusi in camera e mi sentii perso in quel momento. Voi dite: ma 12 anni? Poi sapete, allevato in una famiglia di credenti, da noi era peccato andare al cinema, era peccato andare a ballare, forse è peccato ancora adesso, non lo so, però allora sicuramente i nostri genitori non ci facevano entrare neanche al bar. Noi facevamo scuola, casa e chiesa. Eravamo protetti. Non c'era internet, grazie a Dio, negli smartphone. Eravamo protetti perché anche quei programmi di allora così severi, c'era la censura all'epoca, e mio padre, prima di andare dal barbiere, prima entrava lui, faceva scomparire certi calendari e poi diceva: nessuno dica brutte parole perché adesso faccio entrare mio figlio, gli devo far tagliare i capelli. Quindi non so quali peccati grandi io abbia potuto conoscere a 12 anni, ma vi assicuro che mi ricordo bene che mi sentivo perduto e mi sentivo veramente giudicato, perché lo Spirito Santo aveva parlato al mio cuore e mi aveva convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Mi sentivo già nel fuoco e mi ricordo a faccia a terra il mio naso, quello che mi usciva dal naso, perdonatemi, e il pavimento, e le mie lacrime, e la mia faccia erano la stessa cosa. Ho detto: Signore, perdonami, lavami col tuo sangue prezioso. Padre, abbi pietà di me. Io mi ricordo tutto il dolore che avevo, tutta la tristezza che era nel mio cuore. Ero convinto di essere un peccatore e che i miei peccati Gesù aveva portato sulla croce per me. Ma in quel momento, quando ho gridato al Signore, la grazia è giunta al mio cuore e sono stato inondato di una grande gioia. Gloria al nome del Signore, della gioia della salvezza. Così questi uomini, immaginateli un attimo, erano circa 50.000 persone, si radunarono di fronte alla porta dell'acqua, lì dove doveva sorgere il Tempio. Zorobabele aveva messo una tenda che rispetto al primo Tempio i più vecchi si tiravano i capelli, dicevano: ma questo Tempio è piccolo,
non è paragonabile al Tempio di Salomone. C'erano 250 cantori e c'erano strumenti di ogni tipo. Immaginate che grande assemblea. E qui Neemia, governatore, Esdra, scriva, e i Leviti cominciarono a leggere la parola di Dio. E dice la scrittura, come abbiamo fatto noi prima, appena cominciarono a leggere il popolo si alzò all'impiedi. E dopo la lettura tutti dissero Amen. E quando capirono quello che stavano leggendo, caddero a terra, non in ginocchio, ma faccia a terra, e cominciarono a piangere. Ecco il motivo della tristezza. Quando la parola ci parla e lo Spirito Santo ci convince, non è un uomo che ti sta dicendo e ti sta giudicando, tu stai sbagliando. E noi diciamo, ma chi sei tu che correggi me? Guarda te stesso. Quando lo Spirito Santo ci parla e noi ci specchiamo nella parola del Signore, in quella conca di rame, in quella parola che è ancora attuale, stasera tra di noi, tutti noi diciamo, Signore, abbi pietà di me. Signore, non va bene così. Mi hai convinto, ho bisogno ancora della tua grazia. Gloria al Signore. E quando noi apriamo il cuore al Signore, Lui ci inonda di acqua. La festa di cui leggevano loro è un giorno solenne, era la terza festa dei pellegrini. La prima, lo sapete meglio di me, era la Pasqua, la seconda era la Pentecoste, la terza festa che implicava che tutti quanti andassero ad adorare a Gerusalemme era la festa delle capanne. Non vi voglio fare una lezione di tipologia, ma di tutte le 7 feste c'era sempre, insieme alla festa, alla gioia, c'era sempre un sacrificio di riparazione. C'era sempre un sacrificio che doveva in qualche modo far ricordare che un innocente pagava al posto tuo che avevi sbagliato, l'espiazione col sangue. Ma la festa delle capanne, il Kippur, il Sukkot, che ancora oggi si celebra in Israele, ma noi non abbiamo più l'ombra dei futuri beni, noi abbiamo l'originale, amen. Doveva essere tutta gioia, doveva essere tutta lode, anche perché dal punto di vista agricolo si raccoglievano, era la festa, l'ultima festa, la festa della mietitura. Si sta avvicinando la festa della mietitura, fratelli e sorelle. Dopo la festa delle trombe c'era la festa delle capanne, dove non soltanto dovevano ricordare i 40 anni nel deserto e che Dio li aveva accompagnati con l'acqua della roccia di Oreb e li aveva accompagnati col fuoco della colonna di fuoco, con la luce della colonna di fuoco, loro dovevano ricordare, stando 7 giorni in queste capanne, per ricordarci che il 7° giorno era il giorno della massima festa. Noi stiamo per arrivare alla nostra massima festa. Siete convinti di questo o no? Già noi godiamo in parte, sentiamo le trombe, ma fra breve sentiremo la tromba di Dio. Alleluia. Alleluia. E che gran festa ci sarà nel cielo. Ma in parte noi oggi godiamo di quella gioia. E dice la scrittura che loro caddero a terra tristi. E se voi avete seguito la lettura per ben 3 volte, sta scritto: non siate tristi. Non siate tristi. Al versetto 8, al versetto 10 e al versetto 11, non siate tristi. E su questo mi voglio intrattenere un attimo. Gesù è qui presente. E molti possono dire: ma io sono un credente, ho già accettato Gesù. Però, fratelli, tutti noi portiamo una maschera. E quando siamo soli,
Signore, è finito il vino. Che senso ha una festa di matrimonio senza vino? E io non intendo il vino, non vi ubriacate, ma siate ripieni di Spirito Santo. Amen? E Gesù trasformò l'acqua in vino, perché non ha senso una riunione di credenti ben organizzata, ma senza gioia. Non ha senso vivere una vita cristiana, ma senza gioia. Gesù si ritrovò nella stessa festività il gran giorno della festa e mentre osservava ciascuno si mise in un angolino della piazza e cominciò a gridare e cominciò a dire: chi ha sete venga a me e beva dell'acqua che io gli darò, e non avrà giammai sete, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal loro seno. Alleluia! Vedeva un popolo religioso, ma era un popolo senza gioia. Quella era la festa della gioia. E aveva due componenti questa festività importante. Una era la libazione dell'acqua. Il sommo sacerdote doveva andare con una conca alla piscina di Siloe, che voi conoscete tutti, dove c'era la manifestazione. Ecco perché di fronte alla porta delle acque, perché lì c'era questa piscina particolare. Doveva andare a prendere dell'acqua, con questa posizione doveva arrivare fino lì dove ci stava l'altare e poi doveva offrire l'acqua. Immaginate questo movimento mimato da me. Ecco cosa voleva dire Gesù. Se voi avete me nella vostra vita, quello che voi vedete in immagine accadrà spiritualmente. Fiumi d'acqua viva, l'acqua che è la sorgente, che è la mia persona, sgorgerà dal vostro seno. Amen? Allora comprendiamo che la gioia del Signore viene dalla presenza dello Spirito Santo. E non è un caso che dopo l'elencazione, dopo l'amore, qual è il frutto dello Spirito? Gioia. Amen? Se tu hai lo Spirito Santo in te, il frutto è il frutto dello Spirito Santo, è la gioia del Signore. Non ti appartiene e non mi appartiene, ci è stata data in dono. La gioia è del Signore, il frutto è del Signore. Amore e gioia, gloria al nome del Signore. Non ci può essere vita cristiana senza gioia. Gesù era una persona gioiosa. Se noi non abbiamo visto il Signore, lo vedremo faccia a faccia, ma specialmente gli artisti, non so perché, lo colorano, lo disegnano biondino, con gli occhi azzurri. Non è che vi invito ad andare a guardare tutte le figure che i pittori maestrevolmente dipingono, ma Gesù probabilmente era scuro di carnagione, probabilmente aveva i capelli neri e dei begli occhioni marrone, così come era figlio di quella stirpe, di quella nazionalità. Io sono un'eccezione, che sono un po' chiaro, perché in Sicilia ci sono stati anche i normanni, ma mio padre Siculo era abbastanza scuro che tu potevi dire questo non è del nord. E molti lo raffigurano biondino con gli occhi, è tutto serio, ma così serio, con quegli occhi a volte abbassati. Ce n'è uno che a me mi fa spavento quando vedo questa, è una grande opera d'arte, però mi spaventa, non è il Gesù che io sento nel cuore. Cristo Pantocrator, il Cristo che governa ogni cosa, ed è questa figura lì che ti mette timidezza,
perché è quasi terrificante. Io invece credo che Gesù era una persona molto simpatica. Nessuno ha detto amen. Io per esperienza so che i bambini stanno vicino alle persone simpatiche. Avete mai visto che i bambini vanno vicino a uno che è burbero? A uno che è così severo? Quelli scappano. Io sono papà e sono anche nonno. E so che i miei figli vanno sempre vicino a mia moglie perché lei gli sa fare tante di quelle cose. Io la vedo lì a bocca aperta e dico, mamma mia, ma non l'avevo mai vista così a Maria. E lei mi dice, guarda, se non gli fai così pure tu, i bambini non ti si accostano, anche se sono i tuoi nipoti. Deve essere scherzoso, deve essere allegro. Togliti questa faccia austera, sorridigli. E io vedo che tanti fratelli nati di nuovo hanno perso la gioia del Signore. Gesù era una persona amabile. Gesù era una persona gioiosa. Amen? 2 volte nei Vangeli si trova che i bambini andavano a lui, hai voglia che questi discepoli li cacciavano via, cercavano di mettere nella scuola domenicale, loro volevano stare vicino al loro Gesù e si divertivano. E Gesù disse, lasciate che i fanciulli vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. E dice la parola che di Dio che a un certo punto Gesù mosso, che tu e io possiamo essere mossi stasera dallo Spirito Santo. Esultò. Esultare significa quello che vorrei fare io in questo momento, vorrei gridare. Dice, ma già gridi abbastanza così, ma non mi avete sentito quando la voce è al 100%. Dovete scappare via o dovete abbassare i volumi, perché voglio gridare davanti al Signore, voglio esaltarlo. Gesù esultò nello Spirito e disse, Padre, benedetto sia il tuo nome, Padre del cielo e della terra, che è piaciuto a te di nascondere queste cose ai savi, agli intendenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sapete che anche Dio si rallegra? Leggete in Sofonia, capitolo 3, verso 17, se non sbaglio, Ma dice che l'Eterno in mezzo al suo popolo si rallegra e manda grida di gioia perché è allegro in mezzo al suo popolo. Gloria a Dio. Gesù è gioia. Gesù non è noia. Possiamo dire amen? Gesù è gioia, Gesù non è noia. Ditelo con me, Gesù è gioia, Gesù non è noia. Una vita con Gesù è una vita appassionante, è una vita avventurosa. Non mi sono mai annoiato in 61 anni un giorno con Gesù, ogni giorno è stato meraviglioso e mi ha lasciato sempre a bocca aperta, gloria a Dio. E ho detto, Signore, anche nei momenti più tristi, la tua gioia non mi ha mai lasciato. Ecco che tanti credenti sono come quei frati. Io non ho una cultura cattolica, apostolica, romana, però mi piace studiare molto perché c'è molto da imparare. Nel 1183 o 81 un frate costituì una congrega di preti che poi diventarono monaci trappisti, chi li ha mai sentiti nominare, che avevano una particolarità che a me, da quando studiavo al liceo, mi sono rimasti impressi qui. Questi avevano dei monasteri circolari, erano di clausura, non potevano uscire fuori e dovevano osservare il silenzio, dovevano essere silenziosi. Avevano un libretto in mano e loro giravano attorno. L'unica cosa che potevano dire, quando incontravano il loro confratello, gli dovevano dire memento mori. Fratello, ricordati che devi morire. Che bella chiesa, amen o no? Dove l'unica cosa che si dicevano, si ricordavano che dovevano morire. Per loro c'era un significato.
cioè, ricordandoti che devi morire, stai attento oggi a non sbagliare. Ma tutti noi sappiamo che renderemo conto a Dio, amen? Ma tutti noi sappiamo che se siamo in vita viviamo per il Signore. Se siamo morti già siamo entrati nella vita eterna. E chi crede in Gesù, anche se muore, vivrà. Alleluia! La morte non ci fa più paura. Loro si facevano paura l'un l'altro. Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire. Dice, non ne posso più di incontrare i miei fratelli. Io me ne sarei andato. Ma quando incontro i miei fratelli in Cristo, il mio cuore gioisce. Ecco quanto è bello e quanto è buono che i fratelli dimorano insieme. Perché c'è la gioia del Signore. Alleluia. Questa è la nostra forza. E Paolo, rallegratevi nel Signore. Da capo dico, rallegratevi nel Signore. Ma quando lo diceva Paolo? Lo diceva durante la sua ultima prigionia, lo scriveva ai Filippesi e lo Spirito Santo lo dice anche a noi questo pomeriggio, incoraggiandoci a rallegrarci, non perché ci troviamo in carcere, non perché ci troviamo malati e neanche perché ci troviamo alla SPA con i soldi in tasca. La nostra gioia non dipende dalle circostanze. La nostra gioia dipende dalla presenza di Dio nella nostra vita. Per piacere, cominciate a farmi vedere qualche sorriso, perché io fino a quando non ottengo il risultato, che vi vedo tutti sorridenti con la gioia del Signore, continuerò a citarvi versetti su versetti, fin quando la gioia del Signore non riempie il nostro cuore. Alleluia. Stiamo attenti. So che i pastori mi capiranno bene e spero che anche voi mi possiate capire, se no lo Spirito Santo mi aiuti a farmi capire. Anche un'assemblea che giubila in Italia non se ne vedono, però se voi andate nelle chiese brasiliane grandi, ci siete stati in qualche chiesa brasiliana grande, qui abbiamo il presidente, e di tanto in tanto c'è qualche rito, io rimango incantato quando migliaia di persone cominciano ad innalzare maestrevolmente inni e cantici spirituali, poi quegli inni con i quali sono cresciuto io, che adesso non si cantano più, però io li conosco tutti a memoria, canto anche quelli di oggi, però quelli sono scritti qui e qui. E io rimango incantato per la gioia del Signore. Quindi non sono contrario che tutta la comunità esplode in applausi, in gioie, quando c'è un miracolo e tutti giubiliamo nel Signore. Ben venga questo, noi lo desideriamo e lo vogliamo anche oggi tra di noi. Ma Gesù ha detto una cosa che ci deve far riflettere, perché noi vediamo questo come un traguardo e diciamo chissà quando in Italia questo accadrà. E io ho chiesto al pastore Victor, che è mio amico, dico fammi un dono, un po' come la figlia di Caleb. Gli ho detto fammi un dono, ascolta Victor perché l'ho chiesto a te e tu sei depositario. La sorella ti parla all'orecchio perché ti vuole distrarre. Victor mi ascolti perché sto parlando con te, non con loro. Gli ho chiesto portami questi servi del Signore a Rimini. È vero che te l'ho chiesto, ma perché te l'ho chiesto? Perché io, come tutti i servi del Signore, desideriamo una ventata del vento del Signore. Desideriamo un risveglio, lo aneliamo, amen? E diciamo, Signore, manda degli operai nel tuo campo. Fa che anche dall'estero possano venire i tuoi servi infuocati che possono risvegliare le nostre vite. Desideriamo questi, amen? Vogliamo vedere guarigioni, amen? Vogliamo vedere battesimi di Spirito Santo, amen? Vogliamo vedere liberazione dai demoni, amen? Ma Gesù no!
quando tornarono tutti allegri e dissero: Gesù, anche i demoni ci sono stati sottoposti. E Gesù disse: non vi rallegrate per questo. Questo è normale nella Chiesa. Amen. Dovrebbe essere normale che quando noi siamo radunati 2 o 3 il Signore si manifesta. Dovrebbe essere normale che gli zoppi camminano. Dovrebbe essere normale che i ciechi recuperano la vista. In ogni riunione Gesù deve battezzare di Spirito Santo, perché per questo è qui. Gesù ha detto: questo è normale. Voi vi rallegrate per questo, ma non è di questo che vi dovete rallegrare. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo, inondaci stasera, gloria a Dio. Alleluia. Se tu non senti gioia, fratello, sorella, non mi sto rivolgendo a un pubblico da evangelizzare. Il Signore dice per 3 volte: non essere triste. Non essere triste. Non essere triste. Da capo dico: rallegriamoci nel Signore. C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, son perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. E quanti cantici si cantavano così? Troppo scontato? Non mi accompagnare perché mi fai stonare. La gioia del Signore, la mia forza è. La gioia del Signore, la mia forza è. La gioia del Signore, la mia forza è. La gioia del Signore nel mio cuore, eccetera, eccetera. Perché questi cantici sono scomparsi? Quando i nostri fratelli, i nostri padri si sono convertiti e hanno scritto centinaia di cantici che parlavano della gioia del Signore. Oggi andate ad ascoltare i cantici che producono, a me mi mandano questi cantanti: pastore, ti posso mandare la sorella che canta? Manda. Sono tutti cantici, parlano di prigionia, di malinconia. E io dico: Signore, quando finisce sto cantico che non ce la faccio più? Oh, gloria al nome del Signore. Il Signore mi ha liberato, ha spezzato le catene del peccato e ora io sono nella gioia, gloria al nome del Signore. Ma se ancora nel tuo cuore hai soltanto la parvenza di una festività, hai soltanto la parvenza di una conferenza, c'è soltanto la parvenza di una denominazione o di una chiesa, la gioia la dà solo Cristo Gesù il Signore. E Lui è qui presente. Alleluia. Lascia che Gesù rimetta la gioia. Dice: fratello, ma forse era meglio un messaggio evangelistico più adatto. E Davide, e concludo, qualcuno mi deve far concludere perché sennò io predico fino a stanotte. E Davide dove lo mettiamo? Dalla parola del Signore fu convinto. Provate voi a convincere una persona che sta sbagliando. Io non so i pastori che hanno più esperienza di me. Fratelli, ditemi voi. Quando io ho cercato raramente di convincere qualcuno che stava sbagliando, l'ho perso pure, si è pure offeso. Anche se con amore, delicatezza, dice: guarda che tu non va bene, questa cosa non... Cambio chiesa. E invece Nathan andò guidato dal Signore e disse: sai, re, c'era uno che aveva tante pecorelle e c'era uno che aveva solo una pecorella, ma dove siamo? All'asilo? E quello che aveva tante pecorelle prese la pecorella di quello che ne aveva uno solo. Chi è quell'uomo? Tu sei quell'uomo.
E allora Davide si strappò le vesti. Davide si mise della cenere sul capo ed esplose in preghiera dicendo: «O Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito ben saldo. Lavami con l'issopo, purificami con l'acqua e io sarò netto. Ridammi». Chi vuole fare questa preghiera con me stasera? Alziamoci all'impiedi. Ridammi. Se non ce l'hai, dillo al Signore stasera. Ridammi. Restituiscimi la gioia della salvezza. Dove l'hai persa la gioia della salvezza? Quando sei così abbattuto che non ce la fai? Pastore, non ce la faccio più. Fratelli, sorelle, pregate per me. Non ho forze. La gioia del Signore è la tua forza. La gioia del Signore è la nostra forza. E questa gioia si vede dall'esterno. La gioia di Gerusalemme fu così grande che si vedeva da lontano. Questo è lo spirito di una chiesa missionaria. Quando gli altri da lontano vedono che qui c'è gioia, la gioia del Signore. Oh, quello che udì da lontano Mosè era un frastuono. E disse Mosè scendendo dal monte con le tavole della legge: questo non è il suono di un popolo vittorioso. Questo non è il suono, il canto di un popolo che giubila. Non è il suono del popolo di Dio. Ma quando tu e io abbiamo la gioia del Signore, la gioia della salvezza, da lontano sentiranno, avvertiranno che qui c'è gioia, che qui c'è la presenza di Gesù. Alleluia. Se tu ti senti affranto, se tu ti senti a terra, hai bisogno che Gesù rimetta la sua gioia nella tua vita. Alleluia. Come quel popolo si umiliò, come quel popolo si piegò, come quel popolo si ravvide, ma dopo sentì udire: non essere triste, perché questo è il giorno del Signore. Alleluia. Sii gioioso, mangia, nutriti, prendi dalla parola il meglio, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Alleluia. Gloria al nome del Signore. C'è qualcuno che ancora questo pomeriggio non ha gioia o ha perso la gioia? Apri il tuo cuore al Signore ed Egli rimetterà la gioia del Signore nella tua vita. Alleluia. E potrai dire: io ho gioia come un fiume. Io ho gioia come un fiume nel mio cuore. Fratello, per piacere non suonare. Un attimo solo. Gloria a Dio. È un momento importante. Senti la voce di Dio in questo momento. Non è l'emozione che deve prevalere in questo momento, ma è la parola del Signore nella tua vita. Abbassa ogni maschera davanti al Signore. Tu puoi dire: Signore, voglio prendere di quest'acqua della vita oggi e voglio che fiumi d'acqua viva sgorgono dal mio seno. Alleluia. Io ho gioia come un fiume, gioia come un fiume. Io ho gioia come un fiume nel mio cuore. Io ho gioia come un fiume, gioia come un fiume. Io ho gioia come un fiume nel mio cuore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia.
Alleluia, invoca Gesù che ti battezza nello Spirito Santo. Lascia che ti riempia d'acqua viva stamattina. Alleluia, alleluia. Gloria al nome di Gesù. Non serve a nulla questa riunione se non c'è la gioia del Signore nel tuo cuore. Alleluia. Oh, se c'è qualcuno che è salvato, se c'è qualcuno che sente la presenza del Signore, dia gloria a Dio in questo istante. Alleluia. Magnificate Dio con me. Lodiamo il suo nome insieme, poiché io l'ho cercato ed egli mi ha risposto. Alleluia. Ora Mashai Marassia Marana. Ora Massea Marana. Halashia Marana. Lascia che il fiume dello Spirito scorra in te. Gloria al nome di Gesù. Vieni acqua viva, riempimi, alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome. Gloria a te, Gesù. Lodalo con tutto il cuore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Amen. Alleluia, ti glorifichiamo Gesù. Salmo 118, versetto 15 è scritto così: un grido di esultanza e di vittoria risuona dalla tenda dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. Gloria al nome del Signore. Cioè, negli stadi, quando segna la squadra, che cosa fanno? Esultano, è vero, giubilano. Quando più il popolo di Dio deve giubilare, deve esultare davanti alla presenza di Dio. Amen. Come disse Gesù, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Gloria al nome del Signore. E questa è la gioia più grande, fratello, sorella, che il tuo nome, il mio nome è scritto nel libro della vita. Alleluia. E veramente dobbiamo giubilare davanti al Signore. L'etimologia di questa parola significa mandare gridi di gioia. Questo significa giubilare, mandare gridi di gioia. E noi come popolo di Dio dobbiamo mandare gridi di gioia al Signore. Amen, perché Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Gloria al nome del Signore. Amen. Alleluia. Voglio invitare il pastore Tiago che ci porterà anche lui la parola. Amen. Amen. Che Dio continua a usare il suo servo nel nome di Gesù. Amen. Priscilla. Accomodatevi, fratelli. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Salutare a tutti con la pace del Signore Gesù. Para
minha motivo de muita alegria e é um privilégio estar aqui na casa de Deus, Per me è motivo di molta gioia e un privilegio essere qui nella casa di Dio, revendo muitos dos nossos irmãos e conhecendo muitos outros também. rivedendo tanti fratelli, conoscendo altri. Tenham certeza de que lá no Brasil tem uma igreja numerosa que tem orado por vocês. Sono sicuro che in Brasile c'è una chiesa numerosa che prega per voi. Gratidão pela vida do meu pastor, do pastor Roberto, Sono grato a Dio per la vita del pastore Roberto, mio pastore, também dos demais companheiros pastores aqui presentes. anche dei pastori presenti. Quero cumprimentar o pastor Vessosa, pastor Paulo Filho, pastor Renato, Voglio salutare il pastore Vessosa, pastore Renato, pastore Paolo Figlio. agradecer também pela vida do pastor João Vitor e da irmã Priscila, que têm sido Ringraziare- amigos. E ringraziare a Dio per la vita del pastore Victor e della Priscilla, che sono miei amici. Gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Neemias, Vorrei leggere il versetto che si trova su Neemia, capítulo de número 3, versículo de número 5. Neemia capitolo 3, versetto 5. A Bíblia diz: E ao seu lado repararam os tecoitas. La Bibbia dice così: accanto a loro lavoravano alle riparazioni i tecoiti, Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro Signore. Outra versão da Bíblia diz: Os homens da cidade de Tecoa In un'altra versione della Bibbia dice così: gli uomini della città di Tecoa construíram o trecho seguinte. hanno costruito il tratto seguente. Mas os homens importantes da cidade Ma gli uomini importanti della città não quiseram fazer o trabalho braçal non hanno voluto fare il lavoro pesante que os mestres de obras mandaram. che i capi del cantiere hanno chiesto. Este capítulo fala acerca das famílias que trabalharam na edificação dos muros. Questo capitolo parla delle famiglie che hanno lavorato sull'edificazione delle mura. E Neemias, o livro de Neemias, do ponto de vista histórico, é um dos mais importantes que encerra o Antigo Testamento. Il libro di Neemia, nel punto di vista storico, è quello che finisce il momento importante della storia. O livro de Neemias retoma o fio da história dos judeus cerca de 12 anos após o término do livro de Esther. Il libro di Neemia riprende la storia dei giudei dopo 12 anni della fine del regno dove c'era Ester. Seu nome quer dizer aquele que Jeová conforta. Suo nome vuol dire colui che Geova consola. Servia como copeiro oficial na corte de Artaxerxes da Pérsia. Lui serviva come coppiere nella corte di Artaxerxes. O período de abrangência do livro é de mais ou menos 12 anos, Il periodo del libro è di più o meno 12 anni, que compreende da saída de Neemias da Babilônia che comprende dall'uscita di Neemia dalla Babilonia até a restauração do culto no templo. fino alla restaurazione del culto nel Tempio. É importante sabermos que existem outros dois personagens bíblicos com este mesmo nome. È importante sapere che esistono altri due personaggi biblici con questo stesso nome,
que não devem ser confundidos com o Neemias que reconstruiu os muros. che non devono essere confusi con questo Neemia che ha scritto il libro. O primeiro foi exilado que retornou do exílio com Zorobabel. Il primo è stato un esilato tornato dall'esilio con Zorobabele. O segundo era filho de Asbuque, Il secondo era il figlio di Asbuc, que também ajudou nas obras de reconstrução dos che muros. anche lui ha aiutato nella ricostruzione delle mura. A Bíblia nos mostra que Neemias foi homem de caráter. La Bibbia ci fa vedere che Neemia era un uomo di carattere, Ele era líder talentoso e carismático, era un leader talentoso e carismatico, que expressava patriotismo inspirador. che esprimeva un patriottismo ispiratore. Em diversas narrativas do texto bíblico, In diverse narrative del testo biblico nós vamos ver Neemias sendo descrito como uma pessoa de oração. troviamo Neemia come un uomo di preghiera E por isso Deus abençoou o seu trabalho de forma poderosa. e per questo Dio ha benedetto sua opera di modo potente. Neemias amou uma cidade que nunca tinha visto, Neemia ha amato una città che non aveva mai visto, porque por ter nascido no cativeiro, provavelmente nunca tivera ido antes a Jerusalém. perché probabilmente per essere un esilato non era stato mai in Gerusalemme. Só tinha ouvido falar de Jerusalém. Aveva soltanto sentito di Gerusalemme. A cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi. La città di Gerusalemme è stata conquistata da Davide. Davi a transformou na capital política e religiosa do seu reino. Lui ha trasformato Gerusalemme nel capoluogo politico del suo regno E ela continuou ao longo da história sendo de grande importância até os dias atuais. e continua essendo sulla storia di importanza fino ai giorni di oggi. Continuou como capital durante o reinado de Salomão Continuò come capoluogo sul regno di Salomone e após a divisão do reino, e dopo la divisione del regno se tornou a capital do reino do sul, è diventata il capoluogo del regno del o sud, reino de Judá. il regno di Giuda. E também existia o reino do norte, Esisteva anche il regno del nord, cuja capital era Samaria. in cui il capoluogo era Samaria. O fato é que ambos os reinos falharam Ambedue i regni hanno fallito em guardar os mandamentos do Senhor. in custodire i comandamenti del Signore E como juízo de Deus, e come giudizio di Dio o reino do norte de Israel foi o primeiro a cair. il regno del nord di Israele è stato il primo a crollare. Em 722 a.C., In 722 prima di Cristo os assírios conquistaram o reino do norte gli Assiri hanno conquistato il regno del nord e exilaram o povo. e hanno messo in esilio il popolo. Mais de século depois, Più di un secolo dopo, o mesmo também aconteceu com o reino de Judá. la stessa cosa è successa con il regno di Giuda. Entre 605 e 586 a.C., Fra 605 e 626 prima di Cristo 605 e 586. e 586 prima di Cristo, O exército da Babilônia sob a liderança do rei Nabucodonosor l'esercito della Babilonia su comando di Nabucodonosor marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém. ha accampato sul regno del sud e ha conquistato Gerusalemme. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída. Gerusalemme è stata invasa, distrutta e rubata. E a maior parte do seu povo foi levado cativo para a Babilônia. E la maggior parte del suo popolo è stato portato in esilio in Babilonia. E durante o período em que o povo estava no cativeiro, na Babilônia, E durante quel periodo di esilio in Babilonia, o poder do governo do maior império da época il potere di governo dell'imperio più grande di quell'epoca passou dos babilônicos para os persas. è passato dai babilonesi ai persi. Em dado momento da história, inicia-se o retorno dos exilados. E in un momento della storia inizia il ritorno degli esilati. O primeiro grupo de exilados retorna para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Il primo gruppo degli esilati torna con Zorobabele No ano de 539 a.C., nell'anno di 539 prima di Cristo.
retornam com Zorobabel para reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Loro ritornano con Zorobabele per ricostruire il Tempio e stabilire il calendario di Giuda. Depois, uma outra leva vem com Esdras, que lidera o segundo grupo. Il secondo gruppo viene con Esdra. E finalmente, em 445 a.C., E finalmente nell'anno di 435 prima di Cristo ocorreu o terceiro retorno dos exilados, è successo il terzo ritorno degli esilati. agora para a reconstrução dos muros de Jerusalém. In quel momento per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Mesmo contra todas as impossibilidades, Anche con tutte le impossibilità, a reconstrução dos muros foi autorizada pelo rei. la ricostruzione è stata autorizzata dal re. E isso não se deu por causa do carisma de Neemias. E questo non è successo per il carisma di Neemia. Não se deu por causa da importância de Neemias. Non è successo perché Neemia era importante. Mas a Bíblia diz, Ma la Bibbia dice porque a boa mão de Deus era com ele. perché la buona mano di Dio era su di lui. Por fim, em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos. Per fine, dopo 52 giorni, le mura sono state ricostruite. Neemias, sem dúvida, foi um instrumento usado por Deus. Neemia, senza dubbi, è stato uno strumento di Dio, Mas, em última análise, foi o próprio Deus que realizou tudo. ma in ultima analisi è stato il proprio Dio che ha fatto tutto. O próprio Neemias reconhecia isso Il proprio Neemia ha riconosciuto questo, e jamais quis a glória para si. che non ha mai voluto la gloria per sé. Sabia que tudo dependia de Deus. Lui sapeva che tutto dipendeva da Dio. Após esse breve relato, Dopo questo breve resoconto, nós podemos extrair muitas verdades acerca do livro de Neemias. possiamo estrarre diverse verità sul libro di Neemia, Muitas lições podemos tirar do livro de Neemias. ma tante lezioni possiamo togliere del libro di Neemia. Mas vamos observar apenas algumas destas. Osserviamo alcune. A primeira La prima é que diante da grande impossibilidade, è che dinanzi a grandi possibilità, diante de problemas inacessíveis, davanti ai problemi inaccessibili que sob a ótica humana não são resolvidos, che sull'ottica umana non sono risolvibili, nós temos uma ferramenta poderosa noi abbiamo una ferramenta potente que se chama jejuar e orar. che si chiama il digiuno e la preghiera. A Bíblia diz La Bibbia dice que Neemias jejuou e orou diante do impossível. che Neemia ha digiunato e ha pregato dinanzi all'impossibile. Quando ele recebe a notícia angustiante sobre os muros de Jerusalém, Quando lui riceve quella notizia che gli ha portato tanta angoscia da Gerusalemme, que os muros tinham sido destruídos e seus portões estavam che queimados, le mura erano distrutte, che le sue porte erano bruciate, ele lamentou por alguns dias, lui pianse durante alcuni giorni, chorou, pianse, jejuou digiunò e orou. e pregò. Podemos conferir isso no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4. Possiamo vedere questo il primo capitolo di Neemia, versetto 4. Perceba que Neemias poderia não ter se importado com as ruínas de Jerusalém. Osservate questo, Neemia poteva non importarsi con le macerie di Gerusalemme. Afinal, ele morava num palácio Tanto lui abitava in un palazzo, no? e era um homem bem quisto do rei. E era un uomo amato dal re, No entanto, però ele deu mais valor ao amor que tinha por Deus lui ha avuto più amore per Dio e o amor que tinha pelo seu povo, pelo povo de Deus, e l'amore che aveva per il suo popolo, per il popolo di Dio, do que a sua própria vida. di che per se stesso. E eu vos pergunto agora,
E io vi domando adesso, o que seria de nós cosa sarebbe di noi se Cristo não tivesse pensado da mesma maneira? se Gesù non avesse pensato ugualmente? Ele deixou o seu trono de glória, Lui ha lasciato il suo trono di o gloria, seu título de Rei dos Reis, il suo titolo di Re dei Re, de Senhor dos Senhores, di Signore dei Signori, para vir a este mundo como um servo. per venire a questo mondo come servo. Ele serviu Lui ha servito para que eu e você perché io e te pudéssemos viver. avessimo la vita. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz que Neemias orou dia e noite por sua amada nação. La Bibbia dice che lui ha digiunato e pregato giorno e notte per la sua amata città. Em resposta às suas orações, In risposta delle sue preghiere, Deus deu a ele estratégias militares. il Signore gli ha dato strategie militari. Deus deu a ele estratégias políticas. Il Signore gli ha dato strategie politiche. Deus deu a ele Política. estratégias administrativas. Il Signore gli ha dato strategie amministrative. E deu a ele estratégias de liderança. Il Signore gli ha dato anche strategie su guidare il popolo, il suo gruppo. Ao longo do livro, nós vemos Neemias orando e pedindo a ajuda de Deus. Durante tutto il libro vediamo Neemia pregando e chiedendo aiuto al Signore. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele. Lui non ha mai detto, ha mai esitato di chiedere che il Signore si ricordasse di sé. Prova é que ele encerra o seu livro com as seguintes palavras. La prova è che lui finisce questo libro, il suo libro, con queste O parole. capítulo 13, versículo 31. Su capitolo 13, versetto 31. Lembra-te de mim, Ricordati di me, Deus meu, Dio mio, para o bem. per il bene. Da mesma forma, podemos nos dias de hoje Nello stesso modo, in questi giorni, acreditar na força do jejum e da oração. possiamo credere nella potenza del digiuno e della preghiera. Quando enfrentamos desafios impossíveis. Quando affrontiamo sfide impossibili, Quando enfrentamos problemas inacessíveis. quando affrontiamo problemi inaccessibili. Em Tiago 5,16. La Bibbia dice in Giacomo 5,16: A oração do justo muito pode em seus efeitos. la preghiera del giusto è potente nei suoi effetti. Podemos, portanto, ser vitoriosos por meio da Possiamo oração. essere vittoriosi Por meio da oração. per mezzo della preghiera, Acompanhado de choro e jejum. accompagnato di pianto e digiuno. O próprio Jesus disse em Marcos 9:29. Il proprio Gesù ha detto in Marco 29, 9:29. Esta casta não pode sair com coisa alguma. Questa de casta non demônios, può uscire se non con digiuno e preghiera. a não ser com oração e jejum. Se non con digiuno e preghiera. Glória a Deus. Martinho Lutero certa vez disse: Martino Lutero ha detto una volta: se eu negligenciar a oração por um único dia, se io lascio la preghiera almeno per un giorno, perderei muito do fogo da fé. perderò il fuoco della fede. E como diz a bela letra do hino 577 da harpa brasileira, E come dice il testo della lode dell'inario in Brasile: em fervente oração vem o teu coração. in potenti preghiera viene il tuo cuore, Na presença de Deus derramar. nella presenza di Dio versare. Aleluia. Mas só podes fruir o que estás a pedir Ma soltanto puoi sfruttare ciò che chiedi quando tudo deixares no altar. quando tutto lasciare sull'altare. Que eu e você Che io e te possamos buscar a Deus possiamo cercare Dio em fervorosa oração. in fervente preghiera. Glória a Deus. Alleluia. A segunda verdade que podemos extrair do livro La seconda verità che possiamo estrarre dal libro é que Deus trabalha por intermédio do seu povo. è che Dio lavora per intermedio del suo popolo. Deus trabalha através do seu povo. Dio lavora attraverso il suo popolo, Até mesmo para realizar tarefas humanamente impossíveis. anche per realizzare attività umanamente impossibili. Ele costuma pegar as pessoas. Lui ha l'abitudine di prendere le persone, Não importa se a pessoa está num estado bruto. non importa quale sia il suo stato, Ele molda a pessoa. lui
lavora sulla persona, coloca características de personalidade, aggiunge caratteristiche personali, permite experiências, permette avere esperienze, as treina, prepara de modo que possa prepará-las para o ministério. finché possa prepararla per il ministero. E essas pessoas não costumam sequer E queste persone non si sforzano a niente. não se costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Queste persone non sanno nemmeno cosa Dio ha riservato per sé, per Deus- loro. Deus preparou e posicionou Neemias Dio ha preparato e ha posizionato Neemia para realizar uma dessas tarefas impossíveis da per Bíblia. realizzare una di questi impegni della Bibbia. Ele era um homem comum numa Impossível. posição especial. Lui era un uomo comune in una posizione speciale. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei. Lui era in una condizione buona come copiere del re. Possuía pouco poder, mas grande influência. Aveva poca potenza ma molta influenza. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 70 anni prima Zorobabele aveva conquistato la ricostruzione del Tempio di Dio. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém. 13 anni sono passati dopo il ritorno di Esdra di Gerusalemme. Esdras havia ajudado o povo em suas necessidades Esdra aveva espirituais. aiutato il popolo nelle loro necessità spirituali. Agora era a vez de Neemias. Adesso toccava Neemia. Neemias era necessário. Neemia era necessario. Mas Deus nunca fica sem os seus. Ma Dio non rimane senza testimoni. Ele sempre tem uma reserva. Lui ha sempre una riserva. Quando o profeta pensava que não tinha mais ninguém, Quando il profeta pensava che non ci fosse nessuno, o próprio Deus disse: ainda tem 7.000. il proprio Dio ha detto ancora ci sono 7.000. Deus tinha Neemias. Dio aveva Neemia. Talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias. Magari tu non abbia le abilità specifiche di Neemia. Ou até mesmo pense estar numa posição que não pode fazer nada para Deus. O pensi di non essere in una posizione di non fare niente per Dio. Mas no mínimo há duas formas de você ser útil ao Senhor. Ma al minimo tu hai due modi di essere utile al Signore. Seja uma pessoa que fala com Deus. Sia una persona che parla con Dio. Permita que Ele entre em sua vida. Permetta che Lui entri nella tua vita. Compartilhe com Ele suas preocupações. Condivide con Lui le tue preoccupazioni. Compartilhe com Ele os seus sentimentos. Condividi con Lui i tuoi sentimenti, Os seus sonhos. i tuoi sogni, As suas frustrações. anche i tuoi problemi, As suas necessidades. le tue necessità. Em segundo lugar, In secondo luogo, seja uma pessoa que anda com Deus. sia una persona che cammina con Dio. Coloque em prática tudo aquilo que você aprende através da Bíblia Sagrada. Mette in pratica tutto ciò che tu impari con la Bibbia, con la Sacra Bibbia. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através da sua vida. Magari Dio ha una missione impossibile per realizzare tramite te. Aleluia, glória a Deus. Gloria al Signore. Uma terceira verdade que podemos extrair também do texto Una terza verità che possiamo estrarre da questo testo é que sempre que começamos a fazer algo, è che sempre quando iniziamo a fare qualcosa, a oposição se levanta. l'opposizione si alza. É impossível fazer a obra de Deus È impossibile fare l'opera di Dio sem ter oposição, senza avere oppositori, sem ter inimigos. senza avere nemici. A própria Bíblia nos prevê isso. La propria Bibbia ci dice questo. Enquanto a cidade estava em ruínas, Mentre la città era in rovina, ninguém se levantava contra. nessuno si alzava contro. Na obra de Deus só há uma maneira de não sermos perseguidos: Nell'opera di Dio ha solo un modo di non essere perseguitato. se cruzarmos os braços e não fizermos nada. Se incrociamo le braccia e non facciamo nulla. Tem gente que não faz e quer que não façamos. Ci sono persone che non fanno e non vogliono che neanche noi lo faccia. Neemias também enfrentou muita oposição. Neemia ha affrontato anche le opposizioni, Mesmo com a autorização do rei, anche con l'autorizzazione del re. Sanbalat e Tobias Sanballat e Tobia não ficaram satisfeitos com Non- o fato de Jerusalém ser reconstruída. non sono rimasti soddisfatti con la ricostruzione di Gerusalemme. Neemias enfrentou
enfrentou muita oposição na obra de Deus. Neemia ha affrontato tante persecuzioni nell'opera di Dio. Enfrentou zombaria. Si è stato preso in giro. Zombar quer dizer ironizar, debochar. Essere preso in giro è quelli che ci prendono in giro. Foi uma das principais estratégias do inimigo contra Neemias. È stata una delle strategie del nemico contro Neemia. A Bíblia diz La Bibbia dice que ouvindo Sambalate, o Horonita, che ascoltando Sambalati l'Oronita e Tobias, o servo amonita, e Tobia il servo ammonita e Gesem, o árabe, e Gesem l'arabo zombaram de nós. hanno preso in giro loro. A Bíblia descreve diversos exemplos de zombaria. La Bibbia parla di diversi modi di prendere in giro. Agar zombou de Sara. Agar ha disprezzato Sara. Alguns rapazes zombaram de Eliseu. Alcuni ragazzi hanno disprezzato Eliseo. Os escribas e fariseus e sacerdotes zombaram de Cristo. Gli scribi e i farisei hanno anche disprezzato Gesù. A zombaria tem o objetivo de trazer desânimo ao coração do crente. Il disprezzo porta il disanimo al cuore dei credenti. Neemias também enfrentou o desprezo. Neemia ha affrontato anche il disprezzo, la solitudine. Desprezar significa desconsiderar, tratar com desdém. Non è stato considerato perché significa così la parola. A Bíblia nos traz muitos exemplos de desprezo. La Bibbia ci porta molti esempi di disprezzo, di disprezzo. Esaú que desprezou a sua primogenitura. Esaù che ha disprezzato la sua primogenitura. Os filhos de Belial que desprezaram a Saul. I figli di Beliale che hanno disprezzato Saul. Davi que foi desprezado por Golias. Davide che è stato disprezzato da Golia. E Jesus que foi desprezado por Herodes. E Gesù che è stato disprezzato da Erode. Neemias também enfrentou a calúnia. Anche Neemia ha affrontato la calunnia. A calúnia é uma das principais armas do inimigo contra o povo de Deus. La calunnia è una delle armi principali contro il popolo di Dio. E Neemias também enfrentou a difamação. Neemia ha affrontato la diffamazione. Como Neemias não caiu antes as primeiras calúnias, Come lui non è stato, non si è tirato indietro nelle prime calunnie, seus inimigos começaram uma campanha de difamação contra ele. i suoi nemici si sono messi insieme per fare una campagna di diffamazione contro di lui. Mas era tudo mentira. Ma era tutto bugia. E Neemias tomou a atitude certa diante da difamação. E Neemia ha preso l'attitudine giusta. Ele apresentou ao Senhor aquela dificuldade. Lui ha presentato al Signore le sue difficoltà. Ele não ficou trocando farpas com seus opositores, Lui non ha scambiato parole con i suoi oppositori, mas confiou naquele que haveria de ma justificá-lo. si è fidato in colui che li poteva giustificare. Nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, Sulle parole di Paolo ai Romani, no capítulo 8, capitolo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? chi avrà da accusare gli scelti da Dio? É Deus quem o justifica. È Dio che li giustifica. O diabo nos acusa diuturnamente diante de Deus, Diuturnamente il diavolo cerca di accusarci, mas junto ao Senhor ma insieme al Signore nós temos um justo advogado. noi abbiamo un giusto avvocato. Na primeira carta de João, Nella prima lettera di Giovanni, capítulo 2, versículo 1, capitolo 2, versetto 1, a Bíblia diz: la Bibbia dice: Meus filhinhos, Figli miei, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. queste cose vi scrivo perché non peccate. E se alguém pecar, E se qualcuno pecca, temos um advogado para com o Pai, abbiamo un avvocato con il Padre, Jesus Cristo o Gesù, justo. Gesù il Cristo. As acusações estão sempre presentes na caminhada cristã. Le accusazioni sono sempre presenti sulla strada cristiana, E di un temos cristiano. que ter cuidado para não desanimar diante delas. E dobbiamo avere attenzione per non perdere l'animo dinanzi a questi. Infelizmente faz parte da caminhada, Purtroppo fanno parte della strada, faz parte do processo. fa parte del processo. Neemias também enfrentou o escárnio.
Neemia ha affrontato anche lo scarnio, também enfrentou o desestímulo, scherno. também enfrentou a astúcia dos inimigos. Ha provato anche l'astuzia dei nemici, Mas toda oposição à reconstrução dos muros fracassou. ma ogni opposizione contro la ricostruzione è fallita. Os opositores de Neemias foram derrotados, Gli oppositori sono stati distrutti, não pelos méritos Vinti. estratégicos de Neemias, non per i meriti di strategie di Neemia, mas porque o próprio Deus frustrou. ma perché il proprio Dio ha frustrato. Neemias reagiu para vencer as oposições à obra de Deus. Neemia ha vinto le opposizioni nell'opera di Dio, Confiando em Deus, avendo fiducia in Dio, orando a Deus, pregando Dio e continuou trabalhando. e continuò lavorando. Não deixou de lado a obra que Deus tinha confiado a ele. Non ha lasciato l'opera che Dio gli ha affidato. Além das grandes lições que aprendemos com Neemias Oltre tutte queste lezioni che impariamo da Neemia sobre liderança, su guidare, ele nos ensina também que devemos orar lui ci insegna che dobbiamo pregare. antes, durante e depois da realização da obra de Deus. Prima, durante e dopo l'opera di Dio. Continue, Continui, prossiga, prosegua, com oposição ou sem con oposição, o senza opposizione, pois o céu trabalha ao teu favor. perché il cielo lavora al tuo favore. Todos nós, glória a Jesus, Alleluia! todos nós estamos sujeitos à oposição, Tutti noi siamo soggetti alle opposizioni, principalmente quando exercemos alguma função na igreja. anche principalmente quando esercitiamo il ministero. Precisamos depender de Deus, Abbiamo bisogno di dipendere da ter Dio, compromisso com a sua palavra. di avere un compromesso serio con la sua parola. Só assim é que vamos vencer esses desafios. Così vinceremo queste sfide. Glória a Deus. Alleluia. Uma outra lição que podemos extrair do texto Un'altra lezione che possiamo estrarre dal testo é que Neemias não esperou Deus pedir nada. è che Neemia non ha aspettato che Dio gli chiedesse qualcosa. Não foi necessário um anjo aparecer para Neemias. Non è apparso un angelo a Neemia, Não foi necessário um profeta profetizar para Neemias. neanche un profeta profetizzare a Neemia. O próprio Neemias teve iniciativa. Il proprio Neemia ha avuto l'iniziativa. Ele tinha um empreendimento à frente. Lui aveva davanti un imprendimento E ele era um empreendedor. e lui era gli imprenditori, Porque é aquele que sempre toma a iniciativa de fazer alguma coisa. perché quello che prendi sempre iniziativa di fare qualcosa, Ele não ficou à espera dos outros. lui non è rimasto in attesa degli altri. Neemias mostra-nos uma das características de um empreendedor. Neemia ci fa vedere una delle caratteristiche di un imprenditore. Ele agiu a partir de um problema que o afetava. Lui agisce su un problema che gli causava Afetava problemi, todo um povo, uma nação. ma che non solo a sé, ma affettava tutta la nazione. Ele não se conformou, Lui non si è conformato. não ficou indiferente, Lui non è rimasto indifferente. não ficou de braços cruzados, Non ha incrociato le braccia. não ficou à espera que outros iniciassem. Non ha aspettato gli altri che iniziassero. Ele tinha consciência da causa Lui era cosciente della causa e da dimensão do problema. e della dimensione del E em problema. seu coração nasceu o desejo de resolver o problema. E nel suo cuore è nato il desiderio di risolvere il problema. Eu não sei como você tem se comportado diante dos desafios da vida. Io non so come tu ti comporti dinanzi ai problemi che ci sono davanti, Diante dos desafios da igreja. davanti ai problemi della Chiesa. Talvez você saiba o que precisa ser feito. Magari tu sappia come si deve fare. O que precisa fazer. La cosa che bisogna fare Não espere pelo pastor. è non aspettare il pastore, Não espere pelo líder. è non aspettare il leader. O que te vier à mão para fazer. Ciò che verrà alle tue mani per fare, Faze conforme as tuas forças. falli conforme le tue forze. Não espere que um anjo apareça para se revelar a você. Non aspettare un angelo che sia apparso per dire qualcosa. Deus fala conosco através Dio parla con noi tramite da sua palavra santa. la sua sacra parola.
Alleluia. através da sua santa palavra, Tramite la sua sacra parola, nós já sabemos o que precisamos noi fazer. sappiamo di già cosa dobbiamo fare. Precisamos trabalhar para Cristo enquanto é dia, Abbiamo bisogno di lavorare per Cristo mentre è giorno, porque a noite em breve vem. perché la notte verrà. Trabalhemos para o Senhor Lavoriamo per il com Signore, alegria, con gioia, porque a alegria do Senhor perché la gioia del é Signore a nossa força. è la nostra forza. Glória a Jesus. Alleluia. Por último, All'ultimo gostaria de falar acerca vorrei parlare su da última lição l'ultima lezione que extraímos che possiamo nesta estrarre tarde. in questo pomeriggio, in questa sera. Há muitas outras lições, Ci sono altre lezioni, mas o tempo não nos permite. ma il tempo non ci permette. Mas a Bíblia fala acerca dos tecoitas nobres, Ma la Bibbia parla dei tecoiti nobili, os homens de Tecoa que eram importantes. sugli uomini di Tecoa che erano importanti. Naquela época, os muros e os portões eram símbolos de força. In quell'epoca le mura e le porte erano simboli di forze, Era um símbolo de estabilidade de uma cidade. erano simboli di stabilità di una città. Uma cidade sem muros e sem portões Una città senza le mura e senza le porte era altamente vulnerável aos inimigos. era vulnerabile ai nemici. Então, quando a cidade era conquistada, Quindi quando una città veniva conquistata, normalmente seus portões eram retirados normalmente le sue porte erano tolte ou queimados o bruciate e seus muros eram e derrubados. le sue mura erano buttate, distrutte. O projeto da reconstrução das muralhas de Jerusalém Il progetto della ricostruzione delle mura di Gerusalemme serve como uma espécie de norte serve come una specie di, come un tipo di nord para a nossa participação nas nossas igrejas. per la nostra partecipazione nelle nostre chiese. Existia um quadro de união e de fidelidade. Esisteva un quadro di unione e fedeltà. Como eu disse anteriormente, Come ho detto prima, o capítulo 3 de Neemias il capitolo 3 di Neemia fala acerca das famílias que trabalharam na edificação dos muros. parla sulle famiglie che hanno lavorato sull'edificazione delle mura E cada família tinha a responsabilidade e ogni famiglia aveva responsabilità de edificar um trecho nos arredores de sua própria casa. di edificare un tratto di mura attorno a casa sua. Probabilmente Alguns destes trechos eram maiores que outros, qualche tratto era più grande dell'altro, mas todos eram igualmente essenciais, però erano tutti importanti, porque a menor brecha perché la breccia più piccola facilitaria um ataque do inimigo. poteva facilitare al nemico ad Dos- attaccare. Dos versículos 4 a 12, Dal versetto 4 al 12 nós podemos ver uma expressão que se repete muito. noi possiamo osservare un'espressione che si ripete tanto. Ao seu lado, Al suo fianco, a cujo lado, al suo fianco, ao lado destes, accanto a questi, junto deles, accanto a questi, ao lado dele, accanto a quello. são vários grupos divididos por famílias, Sono diversi gruppi divisi per famiglie, trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém. lavorando sulla ricostruzione delle mura di E Gerusalemme. podemos perceber um esforço de cada grupo, E possiamo percepire lo sforzo di ogni gruppo, o esforço de cada família lo sforzo di ogni famiglia e a união que os movia e l'unità che li coinvolgeva e se ajudavam mutuamente. e si aiutavano mutuamente. Eles estavam unidos num só propósito. E loro erano uniti in un unico proposito. Porém, a Bíblia diz Però la Bibbia dice que alguns em particular che alcuni in particolare não se sujeitaram ao serviço non do si seu Senhor. sottomettevano al servizio. Esta era uma única exceção Questa era l'unica eccezione neste quadro de união e de fidelidade. su quadro di unità e fedeltà. E são justamente E giustamente os nobres, os importantes daquela. sono giustamente i Daquele nobili povo. e gli importanti di quella città, Eles di quella recusaram famiglia. submissão à autoridade de Neemias. Loro hanno rifiutato la sottomissione sull'autorità di Neemia. E isso foi tão grave aos olhos de Deus E questo è stato così
grave agli occhi di Dio, que ficou registrado na sua palavra. che è rimasto registrato sulla sua A má parola. atitude deles La cattiva attitudine loro por toda a eternidade. per tutta l'eternità. Certamente outros tiveram que trabalhar mais Certamente altri hanno dovuto lavorare di più para compensar a falta decorrente da desobediência deles. per compensare la mancanza del loro lavoro. Eu não sei como é a tua vida. Io non so com'è la tua vita. Se você tem se comportado como a maioria naquela época das famílias. Se tu ti comporti come la maggior parte delle famiglie di quell'epoca, Dentro de um quadro de união e de fidelidade. dentro di un quadro di unità e fedeltà, Ou se tem vivido como os tecoitas nobres, o se magari tu vivi come i tecoiti nobili que não querem se submeter à vontade de Deus, che non volevano essere sottomessi alla volontà di Dio, que não querem se submeter à autoridade pastoral na igreja. che non vuole essere sottomesso all'autorità pastorale in chiesa. Se você tem sido responsável com a obra, Se tu sei il responsabile per l'opera, ou se tem sido desleixado com a obra. o se tu abbandoni l'opera. Nas palavras do apóstolo Paulo, La parola dell'Apostolo Paolo, eu de muita boa vontade gastarei, la Bibbia dice: io di molta buona volontà mi spenderò e me deixarei gastar pelas vossas almas, e mi lascerò spendere per le vostre anime, ainda que amando-vos cada vez mais, anche se vi amando di più seja menos amado. sia amato di meno. Então, o capítulo 3 enumera as famílias. Nel capitolo 3 abbiamo i numeri delle famiglie, l'elenco delle famiglie E os servos fiéis, e i servi fedeli com os correspondentes trechos con le trate corrispondenti do muro edificado por cada um deles. della parte del muro edificato da loro. Isso nos mostra uma grande verdade. Questo ci fa vedere una grande verità. O fato do capítulo 3 registrar isso Il fatto del capitolo 3 registrare questo nos mostra que Deus não se esquece ci fa capire che Dio non si do dimentica trabalho de seus servos fiéis. dell'opera dei suoi servi fedeli. Talvez alguém não reconheça o teu trabalho. Magari qualcuno non riconosce il tuo lavoro, la tua opera. Talvez alguém não se importe com o teu trabalho. Magari qualcuno non si importi con ciò che tu fai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ma io ti voglio dire una cosa. O Deus dos céus Il Dio del tem cielo tudo registrado. ha tutto registrato. Diante dele, Dinanzi a Lui nada passa desapercebido. niente passa che non sia percepito. Talvez não esteja registrado em algum livro da terra, Magari non c'è un libro delle croniche sulla terra, mas o teu trabalho diante dele ma dinanzi a Lui la tua opera está registrado nas crônicas do céu. sta tutto registrato. Glória a Deus. Alleluia. Encerro deixando as palavras do profeta Azarias. Finisco con le parole del profeta Azzaria. Em segundo livro das crônicas, capítulo 15, versículo 7. Sul secondo libro delle croniche, capitolo 5, versetto 7. A Bíblia diz: La Bibbia dice: mas esforçai-vos. La Bibbia dice, seconde croniche 5 e 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Sforzatevi e non mollare, perché la vostra opera ha una ricompensa. Todos temos uma recompensa para receber de Deus. Tutti noi abbiamo una ricompensa per ricevere da Dio. Ninguém trabalha para Ele em vão. Nessuno lavora in vano. Ninguém trabalha sem ter remuneração da parte dele. Nessuno lavora che non abbia un pagamento da parte sua. Ele é fiel na minha e na tua vida. Lui è fedele nella mia e nella tua vita. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ciò che ha promesso compierà. Aconteça o que acontecer. Succeda ciò che succeda. Mesmo que as circunstâncias Anche se le circostanze sejam totalmente desfavoráveis. siano sfavorabili. Mesmo que a causa pareça impossível. Anche se le cause sembrino impossibili. Mas Ele é fiel. Lui è fedele. Glória a Deus. Alleluia. Glória a Jesus. Gloria a Gesù.
O apóstolo Paulo também, em sua primeira carta aos Coríntios, L'Apostolo Paolo in sua lettera ai Corinzi, nella sua prima lettera ai Corinzi, capítulo 15, versículo 58. capitolo 15, versetto 58. Portanto, meus amados irmãos, Perciò, cari fratelli, sede firmes e constantes, siate saldi e costanti, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sabendo que o vosso trabalho sapendo che le vostre opere não é vão no Senhor. non sono invano nel Signore. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Dica a qualcuno che è a tuo fianco, vale a pena. vale la pena. Trabalhe para Jesus com alegria. Lavora per Gesù con gioia. Que Deus permaneça vos abençoando. Che Dio vi benedica. Que Deus permaneça vos ajudando. Che Dio vi aiuti. Glória a Deus. Alleluia. Alleluia. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Alleluia. Amen. Meravigliosa la parola del Signore. Amen. E gloria a Dio per i servi che Dio ha mandato per benedire la nostra vita. Non è finita qui. Voglio invitare Pastore Paolo che continuerà ancora del Signore nei nostri cuori. Amen. Non ci distraiamo, ma rimaniamo concentrati perché Dio farà cose meravigliose e noi siamo nella gioia. Amen. Pastore Paolo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Fratelli, pace del Signore. Quero aproveitar este momento e agradecer a Deus Voglio approfittare questo momento e ringraziare Dio por sua graça e misericórdia. per la sua grazia e misericordia, Saudar os nossos irmãos e amigos. salutare i nostri fratelli e amici. Quero saudar o pastor Versosa, Vorrei salutare il pastore Vessosa, missionária irmã Noêmia, la missionaria sorella Noemia e em seus nomes saudar a linda igreja em Portugal. e anche la cara chiesa in Portogallo. Saudar nosso companheiro pastor Renato Torres, Anche il nostro compagno pastore Renato Torres, missionária Ashley, missionaria Ashley, Henrico e Estevão. Enrico e Stefano. Saudar a igreja do Senhor que está, a linda igreja na Alemanha. Anche la chiesa del Signore che è lì in Germania. Saudar o nobre casal e amigo pastor João Vito e irmã Priscila. Salutare anche la coppia pastore João Victor e Priscilla. E em seus nomes abraçar a linda igreja do Senhor aqui na Itália. E anche abbracciare la cara chiesa del Signore qui in Italia. Saudar o pastor Tiago Lucena, meu Salutare irmão e il amigo. pastore Tiago Lucena, il mio fratello e amico. Parabenizá-lo pela mensagem poderosa neste dia. E ringraziarlo per la potente parola questo giorno. Saudar o meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena. Anche il pastore presidente Roberto del Santos Lucena. Agradecê-lo pelo privilégio de estar ao seu lado Ringraziarlo per il privilegio di essere qui a suo fianco e servi-lo e servirlo nesta causa tão excelente. in questa causa così eccellente. Amados irmãos, Cari fratelli, quando ouvi do meu pastor quando ho sentito dal mio a pastore responsabilidade que teria la responsabilità che io dovevo avere de trazer uma palavra nesta classe, di portare una parola questa sera, nessa reunião, nesse in questa seminário riunione, queste de lezioni missões, sulle missioni, pensei numa porção bíblica. ho pensato in una porzione biblica. Na verdade, são 3 textos In realtà sono 3 testi
que se encontram no primeiro livro das Crônicas, che si trovano primo libro delle Croniche. há um erro em pensar que o livro das Crônicas é uma repetição de Samuel e de Reis. C'è uno sbaglio se pensiamo che il libro delle Croniche è una ripetizione nel libro di Samuele e dei Re. Na verdade, há uma porção especial de Deus nesses textos, In realtà c'è una porzione speciale di Dio in ogni testo, que não foram reveladas nos livros de Samuel e de Reis. anche che non sono state rivelate nel libro di Samuele e dei Re. São detalhes preciosos Sono dettagli preziosi e pertinentes e anche pertinenti ao nosso crescimento per la nostra crescita e à nossa maturidade e la de nostra fé. maturità di fede. O primeiro texto está no capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas. Il primo testo è nel capitolo 13 del Prima Cronache, Verso 7, a parte A. nel versetto 7, la prima parte. E levaram a arca de Deus E sobre trasportarono l'arca di Dio sobre carro novo. sopra un carro nuovo. O segundo texto, Il secondo testo, capítulo 14 capitolo 14, e o verso 1. e il versetto primo. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi, e madeira, de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. Hiram, re di Tiro, inviò a Davide messaggeri, legnami di cedro, muratori, falegnami per ricostruirgli una casa. O terceiro texto está no capítulo 15. Il terzo testo è nel capitolo 15. São vizinhos. Sono lì vicino. Versículo 29. Versetto 29. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. E a igreja diz amém? Or avvenne che mentre l'arca del patto dell'Eterno giungeva alla città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra vide il re Davide che danzava e saltava e lo disprezzò in cuor suo. Eu gostaria de pensar nesta oportunidade Mi piacerebbe di pensare in questa opportunità sobre o perfil de uma liderança sul profilo di una leadership estabelecida por Deus. stabilita da Dio. Davi foi estabelecido por Deus. Davide è stato stabilito da Dio. O seu nome significa amado do Senhor. Il suo nome significa amato del Signore. O reino estava rasgado, Il regno era strappato, assim como ficou rasgado così come è stato strappato o manto de Samuel. il manto di Samuele. Deus havia rejeitado Saul Dio aveva rifiutato Saul e agora havia escolhido para si e ora aveva scelto per sé homem un uomo segundo o seu coração. secondo il suo cuore. O texto nos mostra Il testo ci fa vedere o cuidado do Senhor la cura del Signore por este povo per questo popolo que viveu 303 anos che ha vissuto 303 anni sob a liderança teocrática dos juízes. sulla lideranza teocratica dei giudici, 209 anos 209 anni o reino do norte, il regno del nord com 19 reinos, con 19 regni, 8 dinastias. 8 dinastie. Nenhum destes Nessuno di questi serviu ao Senhor. è servito al Signore. 120 anos 120 anni sob o reinado unido, su un regno unito, sob Saul, su Saul, Davi Davide e Salomão. e Salomone. E é sobre este homem, E su questo uomo, o segundo rei il secondo re do Reino Unido, del Regno Unito, Davi, Davide, que eu quero falar che vorrei parlare nesta in oportunidade. questa opportunità. Os três textos que lemos Questi 3 testi che abbiamo letto, têm três comportamentos ci sono in questi 3 comportamenti de uma liderança di una lideranza escolhida pelo Senhor. scelta da Dio. O primeiro texto Il primo testo fala de uma tristeza. parla di una tristezza, O segundo texto il secondo testo fala de uma confirmação, parla di una conferma, de uma afirmação. di una affermazione. E o terceiro texto E il terzo testo fala de uma alegria. parla di una gioia. A escolha de Deus La scelta di Dio
não é só tristeza, non è solo tristezza, mas passa pela tristeza. ma passa per la tristezza. A escolha di Deus La scelta di Dio não é só afirmação, non è solo affermazione, mas passa pela ma afirmação. passa per l'affirmazione. A escolha di Deus La scelta di Dio tem um desfecho, c'è una chiusura, tem um término, c'è una fine é di alegria. che è di gioia. A tristeza do capítulo 13, La tristezza del capitolo 13, quando li esse texto, quando ho letto questo testo, entendi io ho capito que Davi não deveria ter passado por ela. che Davide non doveva passare per questo. O que aconteceu no capítulo 13 Questo che è successo nel capitolo 13 foi uma imperícia, è stato uma falta de cuidado una mancanza di cura de uma liderança. di una lideranza. Deus havia chamado Davi. Dio aveva chiamato Davide, É homem segundo o coração de Deus, è un uomo secondo il cuore di Dio, mas não pode abrir mão ma non può rinunciare dos princípios do Senhor. ai principi del Signore. Deus não faz parceria, Dio non fa una collaborazione, Deus não faz acordo Dio non fa un accordo para quebrar per romperlo, os seus princípios. per disfare i suoi principi. Davi diz nos Salmos: Davide dice nei Salmi, para sempre, ó Senhor, per sempre Signore, permanece a tua palavra no céu. rimani la tua parola nel cielo. Primeiro a palavra, Prima la parola, primeiro a palavra, prima la parola, primeiro a palavra. prima la parola. Quem prioriza a palavra Chi metti come priorità la está parola, priorizando a Deus. metti anche in priorità Dio. Se a palavra tem primazia, Se la parola viene per primo, Deus tem primazia. Dio viene per Se a primo. palavra está à frente, Se la parola viene avanti, as portas serão abertas. le porte saranno aperte. A Deus seja a glória. La Dio sia la A gloria. palavra do Senhor seja exaltada. La parola del Signore sia innalzata. No capítulo 13, Nel capitolo 13, este homem questo uomo, amado, escolhido, amato e scelto, fez o que não agradou ao Senhor. ha fatto quello che non gradiva a Dio. A Bíblia diz que ele, La Bibbia dice che lui, no afã, no desejo nel desiderio de trazer a arca di portare l'arca, para a sua terra, a di terra de riportare Davi, l'arca per la sua terra, cometeu um erro. ha commesso un errore. O texto do verso 7, que você está com ele em sua Il testo Bíblia, del está verso impresso em sua 7 Bíblia, diz que ele colocou a arca do Senhor dice che lui ha messo l'arca del Signore sobre um carro novo. sopra un carro nuovo. E quando nós lemos a Bíblia, E quando noi leggiamo la Bibbia, quando estudamos a Bíblia, quando studiamo la Bibbia, nós que fazemos parte da liderança do Senhor, noi che facciamo parte anche della leadership del Signore, não achamos non troviamo nenhuma prescrição, nessuna prescrizione, nenhuma indicação nessuna indicazione na palavra do Senhor nella parola del Signore sobre este comportamento. su questo comportamento. Mas é estranho, Ma è strano. nós achamos nas Escrituras Noi troviamo nelle scritture que esse comportamento che questo comportamento é dos filisteus. è dei Filistei. E nós vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. E leggiamo nel primo libro di Samuele, No capítulo 6, nel capitolo 6. os filisteus querem se ver livre da arca do Senhor. I Filistei vogliono liberarsi dall'arca del Signore, Porque a arca do Senhor perché l'arca del Signore não é para os filisteus, non è per i é Filistei, para Israel. è per Israele. A arca do Senhor L'arca del Signore é o centro da adoração, è il centro dell'adorazione, é a presença de Deus. è la presenza di Dio. Mas eu quero chamar a atenção de você neste momento. Ma io voglio chiamare la tua attenzione in Que questo não é momento, somente o centro da adoração, che non è soltanto il centro é dell'adorazione, o centro do culto. è il centro del culto. Aonde a arca está, Dove c'è o l'arca, culto é legítimo. il culto è legittimo. Aonde a arca está, Dove c'è l'arca, o culto é para Deus. il culto è per Dio. Sem a presença da arca, Senza la presenza dell'arca. pode ser uma festinha eclesiástica, Può essere una festa ecclesiastica, pode ser um agrupamento de gente può essere un insieme di persone, que levanta a mão, chi alza le mani, que corre che corre e até que chora. e anche chi piange. Mas só existe culto Ma c'è solo il culto quando a arca está presente. quando l'arca è presente. Só existe culto C'è solo, esiste soltanto il quando culto Deus está presente. quando Dio è presente. Quem avalia culto, Chi avalia il culto, quem recebe culto, chi riceve culto, não é o pastor, non è il pastore, não é o missionário, non è il missionario, não é a liderança. non è la leadership. Sempre falamos,
Parliamo O sempre. culto foi uma bênção. Il culto è stata una É um benedizione. costume nosso. È un'abitudine Não há nostra. pecado nisso. Non è un peccato, non c'è peccato in Mas questo. só quem avalia culto Ma chi avvalia il é culto quem recebe o culto. è chi riceve il culto. Quem recebe o culto é Deus. Chi riceve il culto è Dio. É Deus quem diz. È Dio chi O dice. culto hoje Il culto oggi foi bom. è stato buono. Ou Deus aprova, O Dio approva ou Deus reprova. o Dio non approva. Tem culto que Deus não aprova. Ci sono culti che Dio non approva. Tem culto que Deus não recebe. Ci sono culti che Dio non riceve Porque a arca está ausente. perché l'arca è O assente. culto que Deus aprova. Il culto che Dio O approva, culto que Deus recebe. il culto che Dio É riceve quando Ele é o è centro. quando Lui è il É centro, quando Ele está è presente. quando Lui è presente. Você sente que Ele está presente aqui Tu hoje? senti che Lui è presente qui oggi? Glória a Deus. Gloria a Dio. Mas o costume Ma l'abitudine de colocar artefatos sagrados, di mettere cose sagrate, elementos religiosos, elementi religiosi em carro novo, in carro em nuovo, carro de vaca, in carro di em bue, carro de boi, in carro di bue, é de filisteus. è dei Filistei. Capítulo 6 Capitolo 6 e o versículo 8. e il versetto 8. Os filisteus estão preocupados I Filistei sono e preoccupati estão perguntando entre si: e domandano fra di loro como vamos fazer come faremo para colocar per mettere para fora fuori da nossa terra dalla nostra a terra arca do Senhor? l'arca del Signore. E o verso de número 8 diz: E il verso del numero 8 dice: Então, tomai a arca do Senhor, ponde prendete, sobre ela prendete ponde l'arca sobre del Signore carro e e coloque mettete cofre lá, dentro il ao carro seu lado, e mettete una cassaforte al suo e as fianco figuras de ouro, e le cose di oro e ofereçam expiação da culpa, che offrano espiazione per la colpa, e assim enviareis e così manderete para onde ela quer ir. per dove dovrà andare. Assim fizeram os filisteus. Così hanno fatto i Filistei. Ouça-me, por favor. Sentitemi per favore. Davi não podia aprender com os filisteus. Davide non poteva imparare dai Filistei. Liderança do Senhor La leadership del Signore não pode aprender com os filisteus. non può imparare con i Filistei. A liderança do Senhor La leadership del Signore aprende com o Senhor. impara con il Signore. Moisés Mosè ensinou a Josué. ha insegnato a Giosuè E o Senhor disse a Josué: e il Signore ha detto a Giosuè: O meu servo Moisés é morto, il mio servo Mosè è morto, mas o que ele deixou escrito ma quello che lui ha lasciato scritto será a tua vitória. sarà la tua vittoria. Lê o livro, Lega il libro manhã, mattina, tarde, pomeriggio, noite. sera. Não se desvie dele. Non ti deviare Não di tome questo. outro caminho. Non prendere un'altra Seja strada. prudente na leitura do livro. Sia prudente in leggere la Se assim o scrittura. fizeres, Se farai così, ninguém vai subsistir diante de ti. nessuno rimarrà davanti a te. E assim como fui com E Moisés, così come sono state con Mosè, serei contigo. sarò con te. Mas o segredo da vitória e da liderança Ma il segreto della vittoria e della leadership é ler a palavra, è leggere la parola, examinar a palavra, esaminare la parola, buscar na palavra. cercare nella parola. Dizia John Stott, Diceva John Stock que já dorme no Senhor. che dorme nel Signore. Difícil não é ler a Bíblia. Difficile non è leggere la Bibbia. Difícil é ser lido por ela. Difficile è essere letto da Já essa. lemos a Bíblia hoje. Abbiamo già letto la Bibbia Já oggi. estamos em algumas mensagens do dia. Abbiamo già sentito alcuni messaggi del Mas esta giorno. palavra Ma questa é parola poderosa è potente em si mesma in se para stessa conhecer a divisão da alma e do per espírito. conoscere la divisione dell'anima e dello Que spirito. ciência há no mundo para conhecer a Quale divisão de alma e scienza espírito? ha nel mondo che possa fare Que questo? profissional foi formado em qual academia para Quale conhecer? professionista può avere questo diploma, questa Divisão da alma laurea? e do espírito. Divisione dell'anima e dello spirito. Ciência nenhuma conhece. Scienza nessuna Profissional conosce. da ciência médica nenhum Nessuno conhece. professionale Mas a conosce. palavra, Ma la parola, mas a palavra ma la parola conhece a divisão, conosce la divisione pesa os espíritos, e pesa gli spiriti, pesa as intenções, pesa as l'intenzione, intenções do coração. l'intenzione del cuore. Davi não podia aprender com os filisteus. Davide non poteva imparare dai Filistei. A arca L'arca sobre o carro novo sopra il carro nuovo saiu, è uscito parou em Bet-Semes e si è fermato in Bet-Semes e parece, e sembra aparentemente deu certo. che è andato tutto bene.
Liderança do Senhor leadership del Signore não faz o que dá certo. non fa quello che può andare bene. Liderança do Senhor Leadership del Signore faz o que é certo. fa quello che è giusto. Quando chegou em Bet-Semes, Quando è arrivato lì, povoado, in un paese, era o primeiro povoado da divisa era il primo paese della divisa, dos filisteus. della frontiera dei Dos Filistei. filisteus. Era um povoado de levitas. Era un gruppo di leviti. Mas sabe o que aconteceu? Ma sapete cosa è Houve successo? uma curiosidade na cidade de C'è Bet-Semes. stata la curiosità in quella città. Vamos conhecer o que está no interior da arca. Dobbiamo conoscere quello che è all'interno dell'arca. E as pessoas fizeram isso. E le persone hanno fatto questo. 50.000 pessoas morreram. 50.000 persone sono state morte. Mais 70 homens morreram. 70 uomini sono morti. Porque o que aparentemente deu certo, Perché quello che sembra che poteva andare bene não deu certo. non è andato a buon Não é o fine. que dá certo. Non è quello che può andare È o che bene, è certo. è quello che è giusto. Davi não podia aprender com os filisteus. Davide non poteva imparare dai Filistei. Abra sua Bíblia Apri la tua Bibbia. e vamos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, Leggiamo la parola del Signore in Deuteronomio, capítulo 10. capitolo 10. Versículo 8. Versetto 8. Aqui está a prescrição do que é certo. Qui è l'indicazione di quello che è giusto. Não é o que os filisteus estão pensando. Non è quello che i Filistei pensano, É o que o Senhor está pensando. è quello che il Signore pensa. É o que o Senhor está pensando sobre você È quello che il Signore sta pensando su di te nesta oportunidade. in questa opportunità. Verso 8 diz: No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor. Não é carro de boi. In quel tempo l'Eterno separò la tribù di Levi per portare l'arca del patto del Signore. Non è carro di bue. Para estar diante do Senhor. Per stare davanti all'Eterno. É possível ouvir a congregação dizer para estar diante do Senhor. Possiamo ripetere per stare davanti al Signore? Para o servir. Per servirlo. Para abençoar. Per benedire. Em seu nome. Nel suo nome. Até o dia de hoje. Fino al giorno di oggi. Quando estamos diante do Senhor. Quando siamo davanti al Signore. Nós o servimos. Noi lo serviamo. Somos abençoados. Siamo benedetti. E abençoamos. E benediciamo. Quando estamos diante do Senhor. Quando siamo davanti al Signore. Quando obedecemos a sua palavra. Quando benediciamo la sua parola. A nossa vida. La nostra vita. É um instrumento. È uno strumento. De bênção. Di benedizione. De prosperidade. Di prosperità. De alegria. Di gioia. Para a nossa casa. Per la nostra casa. Para a nossa Per família. la nostra famiglia. E para os nossos irmãos. E per i nostri fratelli. Quando obedecemos a palavra do Senhor. Quando benediciamo la parola del Signore. O tempo passa. Il tempo passa. A bênção permanece. La benedizione rimane. Você pode até envelhecer. Tu puoi invecchiare. Você pode até cansar. Ti puoi stancare. Você pode até morrer. Tu puoi anche morire. Mas a bênção do Senhor. Ma la benedizione del Quando você Signore. o serve. Quando tu lo servi. Fica com a sua posteridade. Rimani con la tua discendenza. Fica em sua casa. Rimani nella tua casa. Receba esta palavra. Riceva questa parola. Receba esta profecia Riceva santa. questa profezia A santa. bênção do Senhor. La benedizione del Estará sobre Signore a sua casa. sarà sulla tua casa, Sobre a sua posteridade. sulla tua discendenza, Porque você está o servindo. perché tu lo Em servi fidelidade. in fedeltà. Nós não estamos aprendendo com os filisteus. Noi non stiamo imparando dai Filistei. Quem nos ensina é o Senhor. Chi ci insegna è il Signore. Abra sua Bíblia no livro dos Números. Apri la tua Bibbia nel libro dei Numeri. Números capítulo 7. Numeri capitolo 7. E o versículo 9. Il versetto 9. Eu estou mostrando a liderança. Io sto facendo vedere alla leadership. O que deveria ter acontecido no capítulo 13 do livro de 1 Crônicas. Io vi sto facendo vedere cosa si doveva fare. Capítulo 7, versículo 9 diz: Capitolo 7, versetto 9 dice: Mas aos filhos de Coate Ma ai figli di Cheat nada deu, non diedi niente, porquanto perché a seu cargo estava avevano il o servizio, santuário.
degli oggetti sacri. e o levavam E questi aonde? hanno portato dove? Aos ombros. Sulle spalle, Não é carro de boi, no sui carro dei boi, não é dei carro bue. novo. Non carro nuovo. Mas alguém pode dizer: Ma qualcuno può dire, a arca l'arca será levada sarà portata para uma grande distância. a un posto molto lontano. Perceba que no verso de número 7, Percepisca che nel verso del numero 7 Gerson recebeu porções, Gerson ha ricevuto delle porzioni. Merari recebeu porções. Merari ha ricevuto No porzioni. verso 8, receberam carros, receberam bois, mas aos filhos de Coate, os coatitas, Ma ai Coatiti não tem carro, non c'è não tem boi. carro, non c'è bue. Por que não? Perché no? Porque eles vão carregar Perché loro o porteranno santuário il santuario aos ombros. sulle spalle. Aquela família tem carro, Quella famiglia c'è una macchina. aquela outra recebeu porção de bois, Quell'altra ha ricevuto una mas porzione aos di bue. coatitas, Ma ai Coatiti, mas aos levitas, ma ai Leviti, a quem Deus escolheu, ma a chi Dio ha scelto, dito por Moisés, detto da Mosè, a tua porção la tua porzione sou eu. sono io. Eu sou o Senhor, Io sono il a Signore, tua porção. la tua porzione. E o teu encargo E il tuo incarico tua e la responsabilidade. tua responsabilità não é colocar a arca sobre um carro, non è mettere l'arca su un carro, é colocar a arca sobre os ombros. è mettere l'arca sulle spalle. Isso impõe Questo impone cansaço, stanchezza, fadiga. fatica. Os varais da arca Dell'arca. Grazie. Stanche dell'arca. postos Stanchi. sobre as argolas, Messo sulle argole. Anelli. sobre os ombros dos sacerdotes, Sulle spalle dei sacerdoti. com feridores. Ci sono dolori. É possível ferir, È possibile che uno si faccia é male. possível machucar, È possibile che uno si faccia male. mas Deus Ma Dio, do céu il Dio del cielo, envia o bálsamo, manda il balsamo, envia o consolo. manda il consolo. Não se distrai a liderança Non distrarsi com aqueles que têm carros, con quelli che hanno il com carro, aqueles que receberam porções de con bois e quelli de che hanno vacas. ricevuto porzione di bue e La sua mucche. porzione. La tua A porzione, sua la responsabilidade tua é responsabilità levar o santuário de Deus, è portare il santuario di Dio, é levar a arca do è Senhor. portare l'arca del Signore. Nós não podemos aprender com os filisteus. Noi non possiamo imparare dai O Filistei. nosso ensinador mestre é o Senhor e a Il sua nostro palavra. maestro è il Signore. Vamos ao capítulo 14. Andiamo al capitolo 14, Segunda fase dessa liderança. la seconda fase della leadership. Quando Davi colocou o carro, a arca sobre o carro, Quando Davide ha messo l'arca sul carro, Uzar tentou defender a arca. Uzar ha provato a difendere l'arca. Morreu ali. È morto lì. Deus abriu roturas em Uzar. Dio ha fatto ferite, ha As colpito As Uzar. vísceras de Uzar Tutte le sue viscere ficaram expostas. sono state esposte. O texto diz no capítulo 3 ainda Il testo dice ancora nel versetto 3 que Davi foi tomado che Davide è stato preso por uma profunda tristeza. da una profonda tristezza. Essa tristeza Questa tristezza poderia ter sido evitada poteva essere se evitata tivesse obedecido se lui avesse o que obbedito. estava na palavra. Era sulla parola. Capítulo 14. Capitolo 14. O rei de Irão, Il re di Iran, território da Fenícia, territorio della Finizia, um povo listado como inimigo de Israel, un popolo che era nemico di Israele, agora abre as portas dos seus tesouros ora apre le porte dei suoi tesori para abençoar per benedire a Davi. Davide. E eu coloquei aqui E io ho messo qua como uma observação come un'osservazione essa aparente relação comercial e diplomática questa apparente relazione commerciale e diplomatica com Israel con Israele não podia ocultar non poteva occultare os conflitos i conflitti entre as duas nações, tra queste due nazioni, principalmente no campo religioso, principalmente nel campo religioso, pois Tiro de Sidom perché Tiro di Sidon era do culto a Baal. offriva culto a Baal. Jezabel veio de lá. Jezabel è venuto di lì. E eu fiquei pensando ontem, E io sono rimasto così a enquanto pensare, estudava, mentre studiavo ieri. porque este homem, E perché questo uomo, inimigo,
nemico de Israel. di Israele. Enviou carpinteiros, Ha mandato falegnami, pedreiros, muratori, madeira de cedro legno di para cedro ajudar Davi. per aiutare Davide. Veio ao meu coração um texto. È venuto al mio cuore un testo. Abra sua Bíblia. Apri la tua Bibbia. Provérbios 16. Proverbio 16. Provérbios capítulo 16. Proverbi capitolo 16, Versículo de número 7. versetto 7. Diz o texto: Dice il testo: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. Paulo ensina à igreja Paolo insegna alla Chiesa que a tristeza, segundo Deus, che la tristezza, secondo Dio, produz arrependimento. produce pentimento. A tristeza de Davi, La tristezza di Davide, quando viu Uzar morto, quando ha visto quell'uomo morto, aberto, aperto o juízo de Deus, il giudizio di Dio, Davi foi tomado Davide è stato por uma preso profunda da tristeza. una profonda tristezza. Ali já se instalou na sua alma Lì è già installato nella sua anima arrependimento. il pentimento E o caminho de Davi e la strada di Davide passou a ser agradável ao Senhor. è rimasta gradevole E o dopo Signore di si questo al levantò. Signore, e il Signore si è alzato E disse: e ha detto: até o teu inimigo, anche il tuo nemico, vou falar com ele. io parlerò con lui. Você não precisa ir. Tu non hai bisogno di Eu vou andare, falar com teu io inimigo. parlerò col tuo Ele vai nemico. enviar pedreiro, Lui manderà falegnami, Carpinteiro. muratori, falegnami, madeira de cedro. legno di Ele cedro. vai abrir a porta. Lui aprirà la Porque porta, os teus caminhos perché le tue vie são agradáveis a mim. sono gradevoli a Se os me. teus caminhos Se le tue são strade agradáveis a sono mim, gradevoli a me, eu abro porta io apro porte até onde não há porta. anche dove non c'è porta. Qual é a porta que você precisa hoje? Qual è la porta che hai bisogno oggi? Deus tem Dio ha porta per la Germania, para Portugal, per Portogallo, para a Itália, per l'Italia, para o Brasil. per il Brasile. Deus Dio é o Senhor da terra. è il Signore della Toda a terra. plenitude Tutta la dele. plenitù è sua. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Del Signore la terra e la sua plenitù. O capítulo 14 Il capitolo 14 revela ci rivela homem un uomo que teve uma falha, che ha avuto un que fallimento, operou uma imperícia, che ha fatto una cosa sbagliata, mas se arrependeu. ma si è pentito E agora e ora é afirmado pelo Senhor. è affermato dal Esse Signore. texto é maravilhoso. Questo testo è meraviglioso. Esse texto é glorioso. Questo testo è glorioso. E diz a palavra do Senhor, Dice la parola del no Signore verso de número 2. nel verso del numero 2. E entendeu Davi E ha capito Davide que o Senhor che il Signore o tinha confirmado sobre rei de Israel. aveva confermato lui come re di Israele. Ouça-me, por favor. Sentitemi per favore. Me permita uma palavra. Permettete che io parlo una cosa. Você não pode viver na dúvida. Tu non puoi vivere nel dubbio. Você não pode viver cocheando Tu non puoi vivere entre su due dois strade, pensamentos. su due pensieri. Hoje aqui Oggi qui deve cair a dúvida devi cadere il dubbio e ter a consciência. e avere la coscienza. Deus me chamou. Dio mi ha chiamato. Não tem o que fazer. Non c'è da fare. Eu não quero mais os filisteus. Io non voglio più i Eu não filistei. quero mais os carros. Io non voglio più Eu i não quero nem carri. boi nem vaca. Io non voglio bue né Mas eu vacca. tenho consciência Ma io ho la que a coscienza minha vida che la mia vita foi escolhida pelo Senhor. è stata scelta dal Signore. Entre milhões Tra migliaia e milhões. e migliaia. Deus escolheu você. Dio ti ha Com scelto o seu jeito, con il suo com modo, a sua voz, con la tua voce, com a sua maneira. col tuo modo. Glorifique a Deus. Glorifica Dio. Adore a Deus. Adora Dio. Porque Ele poderia ter escolhido outro. Perché lui poteva aver scelto un E altro. quero dizer uma coisa. E voglio dirti una cosa. Tem gente melhor do que você. Ci sono persone Tem meglio di gente te. melhor do que eu. Ci sono persone meglio di me. Mas Deus escolheu você. Ma Dio ti ha scelto. Os irmãos de Davi passaram. I fratelli di Davide sono passati. Homens fortes, Uomini forti, habilidosos, abilitosi, cheios de habilidades. pieni di abilità. Já na guerra. E nella guerra, Já vivendo no palácio. vivendo già nel palazzo, Já com a espada na mão. con la spada in mano. E o profeta E il profeta pegou o chifre de carneiro ha preso il vaso
il corno di agnello, e disse: diante de mim está o rei. e ha detto: davanti a me è il re. O Senhor foi no seu coração Il Signore è andato nel suo cuore e disse: não, e ha detto: no, tu vês tu vedi a aparência. l'apparenza, Eu, o Senhor, io il Signore conheço o coração. conosco il cuore. Ele fechou o azeite Lui ha chiuso il e vaso fez uma pergunta inusitada. e ha fatto una domanda. Cheia de gente a casa estava. La casa era piena di gente. Acabaram-se os filhos? Ma sono finiti i figli? Ainda tem um. C'è ancora uno. Está no campo. È nel campo. Não veio porque está no campo e é Não- distante, está ocupado. Non è qui perché è nel campo, è occupato. Mas ele é o menor. Ma lui è il più piccolo. Não tem a habilidade dos meninos. Non c'è la stessa abilità degli O altri. profeta já tinha sido censurado por Deus. Il profeta è stato già ripreso da Dio. Então ele diz: Quindi lui dice: nós não nos assentaremos à mesa noi non ci sederemo al tavolo, enquanto esse último não chegar. mentre l'ultimo non arriverà. Então manda chamá-lo. Allora chiamalo. Aleluia. Entra o rapaz, Entra quello ragazzo, cansado, suado do campo. stanco, sudato del campo, Quando está diante do servo do Senhor, quando è davanti al servo del a Signore. mesma voz que o censurou, La stessa voce che lo ha ripreso, conforme o texto, conforme questo testo. ungiu. Ungiu, Derrama azeite unto, sobre ele. versa l'olio su di Aí lui. está o meu escolhido. Questo è il mio scelto. Aleluia. Levante a sua mão para adorá-lo. Alza la tua mano per Porque o adorarlo, azeite do Senhor está sobre perché nós. l'olio del Signore è O su di noi. Espírito do Senhor está sobre Lo nós. Spirito del Signore è su Não di é porque noi. você fala bem. Non è perché tu parli Não é bene, porque você prega bem. non è perché tu predichi Não é porque bene, você se veste bem. non è perché ti É vesti porque o bene, Espírito do Senhor è perché escolheu lo você. Spirito del Signore ti ha scelto. O pastor Tiago Lucena Il pastore Tiago Lucena disse que Neemias foi vitorioso. ha detto che Neemia è stato Mas vittorioso. não foi porque era capaz, Non è perché lui era capace, mas porque a mão do Senhor era sobre ele. perché la mano del Signore era su di lui. Verso de número 2 diz que Davi é confirmado sobre o rei de Israel. Verso 2 dice che Davide è stato affermato, Ainda diz o confermato texto do verso 2. come re di Israele. Porque o seu reino se tinha muito exaltado. Capítulo 14, verso 2. Capitolo 14, 2. E diz o texto: por amor do seu povo Israel. E eu aprendo uma lição poderosa aqui. Io imparo con questo versetto una cosa potente. Deus escolheu Davi Dio ha scelto Davide porque amava Israel. perché amava. Depois dessas escolhas de Deus, Dopo queste scelte di Dio veio a luta contra os filisteus. è venuta la lotta contro i Filistei E Deus deu vitória a Davi. e Dio ha dato vittoria a Davide. Vamos para o capítulo 15 para terminar. Andiamo al capitolo 15 per finire. Passou a primeira fase, a fase da tristeza. Ha passato la fase della A tristezza, segunda fase é a fase da afirmação la e confirmação. seconda fase dell'affermazione e confermazione. Agora vem a fase da alegria. Ora viene la fase della gioia. E a alegria do Senhor La gioia del Signore é a nossa força. è la nostra forza. Capítulo 15. Capitolo 15. Davi diz, Davide no dice, verso 2. verso 2. Então disse Davi: Allora disse Davide, ninguém pode levar a arca do Senhor, nessuno deve portare l'arca di senão os Dio levitas. all'infuori dei Ele agora Leviti. acertou. Allora lui ha fatto per bene. No capítulo 13, Nel capitolo a arca 13 é colocada no carro. l'arca è messa sul carro. Capítulo 15, Capitolo 15 chama os levitas, chiama i Leviti. conforme a palavra do Senhor ensina. Conformi la parola del Signore E diz a insegna. Bíblia Dice la Bibbia que quando a arca do Senhor che quando l'arca del vai Signore entrando em Jerusalém, entra in Gerusalemme, Davi é tomado Davide è preso por uma alegria profunda. da una gioia profonda. Capítulo 15, versículo 29. Capitolo 15, versetto 29. E sucedeu que, chegando a arca do Senhor na cidade de Davi, E avviene che mentre l'arca del patto dell'Eterno giungeva alla città di Davide, Mical, filha de Saul, Mical, figlia di Saul, olhou pela janela guardando dalla e, finestra, vendo a Davi, vide il re Davide fazendo o quê?
Facendo cosa? Dançando, Danzando tocando, e suonando. porque a alegria do Senhor Perché la gioia del Signore tomou conta do seu ser. ha preso il suo essere. E Davi foi desprezado pela sua própria esposa, E Davide è stato disprezzato dalla sua propria mas foi moglie, tomado pela alegria do ma è Senhor. stato preso dalla gioia del Signore. Capítulo 13, imperícia. Capitolo 13, sbaglio. Capítulo 14, afirmação. Capitolo 14, affermazione. Capítulo 15, Capitolo 15, alegria do Senhor. gioia del Signore. Deus abençoe. Dio vi benedica. Alleluia. Alleluia. Meravigliosa la parola, è vero? Vogliamo alzarci in piedi, fratello, vogliamo avere un momento di preghiera permettendo allo Spirito Santo di sigillare nel nostro cuore queste parole che abbiamo ricevuto. Amen? Vogliamo metterci in piedi, vogliamo avere un momento di adorazione davanti al Signore. Se i fratelli fanno un canto, alleluia. Amen, vogliamo pregare, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, noi ti esaltiamo, ti glorifichiamo, Signore. Tu sei un Dio meraviglioso, noi ti ringraziamo per la tua parola, Signore, perché la tua parola è il nostro fondamento, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che questa parola possa essere sigillata nei nostri cuori, Signore. Signore, noi possiamo camminare con rettitudine davanti alla tua presenza, Signore, avendo i piedi fermi e saldi sulla roccia eterna, Padre, nel nome di Gesù, Signore, che la tua parola sia il nostro unico fondamento, Signore. Sì, Signore, noi vogliamo confidare in te in ogni tempo, Signore, in ogni momento, in ogni circostanza, perché non siamo stati noi che abbiamo scelto te, ma tu hai scelto noi, Signore. E noi ti siamo grati con tutto il nostro cuore, Signore, perché tu non hai guardato, Signore, i nostri caratteri, Signore. Tu non hai guardato le nostre abilità, ma tu hai guardato qualcosa di grande che era dentro il nostro cuore, Signore. Signore, che ci hai scelti per essere ministri tuoi, ministri del Vangelo, Signore, ministri della riconciliazione, Padre, nel nome di Gesù, Padre, che ne possiamo prendere consapevolezza di chi siamo in te, Padre. E noi vogliamo camminare con autorità nel tuo nome, Signore. Non vogliamo temere, Signore, i nostri nemici. Non vogliamo temere le difficoltà, Signore. Non vogliamo temere, Signore, coloro che ci calunniano, ci perseguitano, Signore. Ma noi vogliamo, Signore, confidare in te in ogni tempo, perché sapendo che noi in te siamo più che vincitori, Signore. Sei tu, Signore, che agisci, Signore, in nostro favore, Padre, perché la tua mano è potente è sulla nostra vita, è la tua mano potente che ci guida, Signore, nei sentieri di giustizia, Signore. E come, Signore, Neemia prosperava perché la tua mano era su di lui, così oggi la tua Chiesa prospera, Signore, perché la tua mano è colui che ci conduce, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che veramente che questa parola, che queste parole che abbiamo ricevuto, Signore, questo pomeriggio, Padre, possa aver scosso le nostre vite, Signore, possa aver messo in noi, Signore, una certezza maggiore, Signore, che tu sei con noi, Signore. E che cosa sarà contro di noi, Signore? Se tu sei con noi, chi sarà contro di noi, Signore? Questa è la certezza di fede che noi abbiamo in te, Signore, perché tu sei con noi, tu sei con noi, Signore. E noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Alleluia. Fratelli, vogliamo prepararci per fare la nostra offerta. Anche questo è un atto di adorazione. Amen. Alleluia. Stiamo contribuendo per l'opera di Dio. Per l'opera di Dio che si possa estendere sempre di più in questa città. Alleluia, Signore. I fratelli dell'offerta, alleluia. Siete pronti? Vogliamo pregare per l'offerta, fratello Wallace, vieni. Alleluia, vieni. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace di Dio. Alziamo per fare una preghiera per la colletta. Signor Dio, siamo qua per ringraziare il tuo santo nome. Ora facciamo la colletta per mantenimento della Chiesa. Lo ringrazio
Alleluia. Chi è felice con Gesù dica amen. Che gioia essere qui stasera. Che porzione. Fratelli, se io non fosse credente, come dice mio pastore, io oggi alzavo le mani e dicevo, voglio essere credente, perché abbiamo ricevuto una parola. E se uno non è ancora credente, non crede in Gesù, non ha confessato Lui come suo Signore e Salvatore, faccia adesso, immediatamente, perché noi abbiamo ricevuto la parola di Dio che ci dà vita. Sono rinforzato. Chi è rinforzato qui? Siamo rinforzati da ciò che Dio ci ha dato. Io non voglio allungarmi, ma vorrei dire grazie a tutti i miei fratelli che hanno partecipato della campagna missionaria 2025. E l'anno scorso abbiamo lanciato questo progetto. Abbiamo, per la grazia di Dio, acquistato un palazzo a Pomarance, dove noi non avevamo un posto dove riunirci, e lì adesso abbiamo il posto dove riunirci. C'è la chiesa, c'è Domenico che è stato il primo credente lì a Pomarance, che è stato battezzato e è lì seguendo. Fra un po' diventa anche un operaio. Il pastore Roberto ha detto, ci vuole 10 anni. Se lui scapperà, allora farà un bel operaio, perché è molto impegnato nell'opera del Signore, e noi facciamo come la parola ci dice, confermiamo la parola di Dio e prepariamo i fratelli per servire il Signore. Amen? Perché la parola ci dice di fare discepoli di tutte le nazioni. Amen? E quindi la sfida per noi era grandissima e ancora, perché non avevamo per forza nostra modo di acquistare, ma Dio ha tutto riservato. E quando Dio parla tramite i suoi profeti, perché ci sono persone che non credono più a niente, ma io credo ancora che Dio parla. E il pastore Roberto è venuto qua nell'anno del 2022 e lui ha detto, il Signore darà un diritto alla Chiesa. Il Signore farà che qualcuno apra la mano e benedica la Chiesa. E noi abbiamo ricevuto lì quella opportunità, perché quell'uomo ha detto, io non posso, io ho messo in vendita quel palazzo, ma io voglio che qui sia la Chiesa. Allora tutta la spesa di passaggio, di documenti, perché era un'eredità che lui aveva ricevuto, lui ha detto, io prenderò questa spesa e tu pagherai solo la spesa, ma il prezzo del palazzo tu non pagherai. E io ho detto, ma non abbiamo nemmeno i soldi per pagare la spesa, perché erano 37.000 euro, tutta la spesa, di passaggio di questo e di quell'altro. E lui ha detto, non ti preoccupare, io ti anticiperò tutto e tu mi pagherai a rate. E io non dico, perché ancora manca, io dico, manca soltanto. E questo mese abbiamo pagato, non so quanto, io dico solo quanto manca, ma mancano 17 soltanto. Di 37 mancano 17, amen? Abbiamo pagato 20.000 euro. Dio è grande, è o non è? È o no? È o no? Ma domandate da dove? Da dove sono venuti? È la benedizione di Dio che è abbondante nella tua vita. Perché noi non vendiamo fiori, noi non vendiamo pacco di sale, non facciamo niente di questo. Noi preghiamo, Dio benedice il suo popolo e il suo popolo benedice l'opera di Dio. Amen? E noi siamo in campagna per la ristrutturazione, perché lì è molto freddo, e siamo in campagna per la ristrutturazione. Il primo passo è il piano terra, dove noi dobbiamo mettere tutti gli infissi, e ci costa 10.000 euro. Tutti gli infissi adatti per quel posto, e anche perché è una chiesa e ci vuole la porta antipanico, di questo, 4 porte antipanico, perché c'è la porta di emergenza, porta di ingresso e porta di questo. È quasi il Tempio di Salomone, di tante porte. Però ci vuole, siamo in Italia, ci sono le regole così. Ma come dice il mio pastore,
la sfida cresce, la nuvola cresce anche. Amen? Non è che la porzione della manna veniva meno. Quanto di più era la gente, più era la manna. Quanto di più era la gente, più c'era acqua. Amen? E abbiamo lanciato questa sfida e abbiamo ricevuto alcuni che hanno già restituito. E qui c'è un altro, oggi ho ricevuto altri, e altri come me abbiamo fatto il bonifico direttamente sul conto della Chiesa, e quindi ognuno ha fatto come ha proposto nel suo cuore, e io vorrei ringraziarvi, perché uno che chiede deve tornare per ringraziare. Amen? E io vorrei ringraziare a ognuno per questo passo di fede. Non avete fatto per me, né avete fatto per una semplice ristrutturazione. La parola di oggi ci ha detto: il Signore vede tutto. Grazie, che Dio vi benedica abbondantemente. Pastore Daniele è andato via perché riceverà una comitiva dalla Sicilia a Rimini stasera e non poteva rimanere per il culto della sera, ma vi ha salutato anche la sua moglie e ci sarà presto da noi. Amen? E non voglio allungarmi dicendo il nome, perché più tardi parlerò il nome delle persone che sono qui presenti, non il nome ma il gruppo o quelli che vengono di là di qua a fare i miei ringraziamenti, se il pastore permetterà, e così saluto a tutti. Pastore Roberto, il nostro pastore, con tutta la guida della chiusura del culto. A paz do Senhor, meus irmãos. Pace a tutti, fratelli. Eu estou muito feliz hoje aqui. Io sono molto contento qui. Por tudo que ouvimos. Per tutto ciò che abbiamo ascoltato. Por tudo que o Senhor tem nos dado. Per tutto ciò che Dio ci ha dato. Que bênção o Senhor fez conosco hoje Che aqui. benedizione Dio ha fatto per noi oggi. As palavras vieram do céu para nós. Le parole sono scese dal cielo per noi. Mas em meio às alegrias, Ma in mezzo alla gioia, temos notícias que não são tão boas. riceviamo anche le notizie che non sono buone. Eu saí pouco antes aqui. Ho dovuto andare fuori porque companheiro nosso ali do Equador veio a falecer. Perché un compagno nostro in Ecuador manca, è morto. E grande homem de Deus. Un grande uomo di Dio. O nome dele é o pastor Rafael Ordonez. Suo nome è Rafael Ordonez. E ele foi ganho por missionário brasileiro chamado Zósimo. Lui è stato portato a Gesù da un missionario nostro che si chiamava Zosimo. Que também já é guardado pelo Senhor. Che anche lui è con il Signore. E ele, muito jovem, com 60 anos, e lui molto giovane, con 60 anni, foi guardado pelo Senhor hoje. È stato portato dal Signore oggi. Mas eu fico alegre. Ma mi rallegro porque ele deixa testemunho. Perché lui lascia una testimonianza. Que não será apagado. Che non sarà cancellato. Deixou legado para todos nós. Ha lasciato un legato, una storia per noi. Homem simples e humilde. Un uomo semplice e umile. Homem crente, fiel e submisso. Credenti e sottomesso, fedele. Homem que deixou para mim uma história de amizade. Un uomo che ha lasciato a me una storia di amicizia. E eu quero deixar esta palavra aqui hoje pedindo oração a vocês. Io vorrei lasciare questa parola come una richiesta di preghiera a voi. Porque embora ele estava enfermo no hospital e de certa maneira a gente parece que já esperava por este momento. Perché anche se lui era in ospedale si aspettava questo momento. Mas não é fácil a gente ver companheiro nosso tombar na trincheira. Ma non è facile vedere un compagno nostro cadere sulla linea di guerra. Amigo, pastor Rafael. Un amico, pastore Rafael. E eu tive o privilégio. Io ho avuto il privilegio de consagrar o seu filho obreiro há uns 20 dias atrás no Equador. 20 giorni fa ho consacrato il suo figlio come operaio, ministro. E está ali dando continuidade agora ao trabalho. E è lì a portare avanti l'opera del Signore. Então eu peço oração a vocês pela família. Vorrei chiedervi preghiera per la famiglia.
por nós que sentimos a sua falta, anche per noi che sentiremo la sua mancanza, porque há pessoas que são muito caras e preciosas. perché ci sono persone che valgono molto e sono E preziose. que Deus nos ajude E che Dio ci aiuti a sempre vencer e superar a vincere e superare momentos como este, não é? momenti come questi, Porque em meio de alegria a gente sente essas dores perché in também. mezzo alla gioia sentiamo anche questi dolori. Então que Deus siga abençoando a vocês Che Dio possa benedire ognuno e que possamos andar do modo digno do e che Evangelho, possiamo camminare di modo degno al Vangelo, para quando nós partirmos um dia, perché quando partiamo un giorno tem alguém que diga, era um homem de Deus, qualcuno possa dire quello era un uomo di Dio, era uma mulher de Deus, era una donna di Dio, porque esse é o testemunho que a gente deixa. perché questa è la testimonianza che lasciamo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. E ore por mim também. E pregate per me anche. No. Aqui está conosco o missionário pastor Antônio Versosa Qui con noi c'è il missionario pastore Antonio Versosa e sua esposa missionária e la sua moglie, la missionaria Noemia. Noêmia. Acho que eu estou com a cabeça assim meio, È la notizia. fica assim meio. Mas para mim é alegria tê-los aqui conosco hoje. Per me è una gioia averli qua con noi. E ele que faz bonito trabalho ali em Portugal. Lui che fa un bello lavoro in Portogallo. Também o presbítero que trabalha ali ajudando na congregação em Torres Novas. Fica em pé. Viene con lui il presbitero lì in Portogallo, a Lisbona, Torres Novas. A esposa do irmão, a irmã La sua Camilla moglie, e la irmão. sorella Camilla e Johnny. Johnny e Camila. Johnny e presbítero Camilla. e esposa. Il presbitero e la sua moglie. E estamos alegres em tê-los aqui entre nós. Siamo felici di averli qua con noi. Vocês estão felizes também? Anche voi siete felici? Digam glória a Jesus. Dite gloria a Dio. Que Deus abençoe meu companheiro. Che Dio benedica mio compagno. E em fevereiro, E a febbraio, permitindo Deus, se Dio vuole, estaremos lá na festa de 10 anos. saremo anche là nella festa del decennio. E todos estão convidados, ele está dizendo. Siete tutti invitati. Só encher um avião e ir para lá. Riempi un aereo e via. E a gente vai ficar tudo hospedado na casa dele. E tutti saremo ospiti da lui, a casa sua. Vai pegar o quarto dele e ficar assim, como é que fala beliche aqui? Prenderemo la camera e faremo letti a castello. E será uma linda festa também. Sarà anche una bellissima festa. 10 anos aqui agora e 10 anos lá para o ano. Decennio qua e decennio anche là. Então ele vai encerrar este período agora com uma oração. Lui concluderà con una preghiera. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Fratelli, vi saluto con la pace del Signore. Olha, não é tudo isso, não é a bondade desse homem. Non è così, però è bontà del pastore. Fica dizendo, não é? Mas aprove a Deus que tudo dê certo. E no próximo ano está todos vocês convidados. Volendo Para Dio, tutto andrà bene, partecipar. siete tutti invitati. Esse vai. Questo andrà. Cadê? Sim. Isso aí não falta. E também o pastor Renato também disse que vai. Anche pastore Renato deve andare. Se eles vão, vocês vão, né? Se loro andranno, anche voi dovete andare. É festa. Do jeito que está tendo aqui festa, vai ser lá. Nello stesso Porque modo é o che qui è mesmo festa, Deus. anche là sarà festa, perché è lo stesso Dio. Aleluia. Só basta você ir com o coração ligado no céu. Basta andare con il cuore collegato al cielo. Pronto. Se está ligado no céu, Deus está ligado com você. Se è legato in cielo, è legato anche a te. Vamos orar. Preghiamo, mettiamoci in piedi. Justo e eterno Deus,
giusto eterno Dio, meu amigo e fiel e Salvador Jesus Cristo, amico fedele Salvatore Gesù Cristo, nós te louvamos agradecido noi ti lodiamo ringraziando por esta oportunidade que tu nos concedeste per questa opportunità che ci hai de concesso estarmos aqui, Senhor, di essere qui con te, ouvindo a tua voz, ascoltando la tua voce, alegrando nossos corações. rallegrando i nostri E cuori. eu creio, Senhor, que cada que aqui chegou Io credo, Signore, che ognuno che qui è arrivato vai sair de que posse de vitória. uscirà di posti di E vittoria o teu nome será glorificado e il tuo nome sarà na glorificato vida de cada nella vita di Meu ognuno. Pai Santo, nos leve em Padre paz Santo, para os nossos lares, continua con nos noi, proteja, nos benedisci, guarde e livre de custodisce todo ognuno mal. di noi, liberaci dal Em male, nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Fratelli, vorrei dirvi che noi adesso avremo un rinfresco, ok? Perché alle 6:30 cominciamo il culto per finire nell'orario, dopo avremo una cena tutti insieme. Ora sarà un rinfresco, quindi ognuno respira e torna. Oh, e la pancia? Un rinfresco caldo, ok? Quindi usciamo, prendiamo questo rinfresco e dopo torniamo subito per cominciare alle 6:30 il nostro programma del culto di gratitudini. Amen? La gioia del Signore è la nostra. Aspettate la benedizione. Che la grazia del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Diciamo amen? Alleluia.